Allora, andiamo davanti. Buongiorno a tutti, sono Moira, qui c'è Rosy e oggi è il 4 luglio 2024, questa anche in America, 4 luglio 2024, ore 10 e 1, 16, quindi oggi siamo in una casa nel Veneto, un'altra, trovata dalla Rosy, lì vicino perché siamo tutti al di fuori, devo guardare sempre in linea d'aria. Allora, oggi proviamo qui, però c'è un altro pezzo di location che andiamo dopo. Rosy le ha viste entrambe, quindi andiamo a vedere pian piano, perlustriamo e scopriamo cosa succede. Buona visione a tutti. Allora, ciao Francesca, ciao ragazzi, se volete condividere, tap tap, che se nei primi 10 minuti arriviamo a 10k, quei tap tap andiamone per te. Quindi ragazzi, se vi date da fare su questo. Ciao Nati. Allora, adesso cominciamo l'indagine e vediamo. Ciao Alaska, adesso vi saluto tutti e partiamo. Metto gli apparecchi e vediamo come siamo messi a questo punto. Allora, non provo a vedere. Tieni questo, fammi vedere se è uguale. Sì, è come questo. Allora, visto che il K2 c'era lei, non abbiamo bisogno di usarlo, meglio, allora io devo usare il pod e l'RF. E ovviamente la Spirit Box. Oggi faremo, visto che siamo isolati, possiamo fare un esperimento diverso. Il primo esperimento che faremo è proprio usare l'altra, per un po' l'altra radiolina che ho qua dentro, invece dell'altra. Io ho una strana sensazione perché la mia testa mi dice... La appoggi uno lì perché qua non so, prova a metterlo qua in mezzo se c'è un bloccato. No, perché è troppo vicino al telefono, qua. No. I giramenti... Ovviamente devo mettere giù il marsupio perché ho dentro un telefono, se no... Facciamo così, io tolgo il telefono dal marsupio e lo metto qua. Stai zitto un attimo. Ok, dovremmo esserci. Perfetto. Sarà giusto. Questo è il tuo? Sì. Mettilo da te. Basta che no, lo tieni. se mi muovo. Niente, allora metti il marsupio tutto lì. Così, ok, gli apparecchi ci sono. Adesso proviamo con l'altra. Oggi ve lo dico già che si inizia a introdurre l'altra. Buongiorno a tutti. L'altra Spirit Box. Perché io ragazzi voglio testare anche l'altra. Adesso cominciamo a fare sul serio, no? Visto Rosy quello che è stato detto l'altra volta in una live, iniziamo a testare questa a questo punto. Visto che dice che sono solo acqua, no? E altri no. E noi oggi usiamo questa. Dopo vi vedete cosa è fatta fuori. Esatto. Questa fa più casino ragazzi, però è più veritiera. Questa qua. Ed è meglio. Questa proprio serve il jack ce l'ho qua dentro per far andare. Per un po', dopo usiamo l'altra, ma per un po' proviamo a usare quella lì, che io voglio testare questa. Un attimo solo che trovo il jack. Ho il jack dentro, ma devo guardare dove. Se non ho il jack siete fortunati che allora non posso usarla. Quindi andiamo a vedere dove sarà il jack.
Ma se invece è con jack, allora il problema è risolto. Tutti vedete adesso questa casa del jack? La prima questa casa del jack. Il jack io qua non ce l'ho, dove cavolo l'ho messo? Non ce l'ho qua. No, non devo fare. Boh, abbiamo le bacchette comunque. Niente, devo consolidare dove avevo messo il jack. Qui c'è il palo santo della sacra sacra, le file, il fischietto, questa è sempre una sicurezza in più, in caso che dovessimo farci male, abbiamo anche il fischietto. È una cosa fondamentale per chi non lo sapesse. Fondamentale. Allora, tipo, perché c'è scritto che è un po'. Hai visto che non mi sopporta taglia il fuoco? Non mi sopporta taglia il fuoco. Una candelina lì la accendiamo direttamente. Una candelina, così ce l'hanno. Giustamente anche loro vogliono mettere le candeline. Ma è qua il jack, vedi? Io lo cerco, l'ho trovato. E che mettiamo anche la pallina. Quindi la cassetta. Adesso bisogna vedere un attimo, prima metto la pallina e la candelina anche. Da sembra che ci sia qualcosa, però vediamo adesso. Non oso parlare prima del tempo, ok? Perché non so dirvi cosa ci potrebbe essere. Anche la story box per voi sarà un po' un casino, però vi abituate perché questa qua è stata buona. Allora, pallina, questa, accendino, ok, qua c'è la spirit box che proprio la preparo. Olè. E questa qua è funzionante. Quindi se si muove da lì, si muove da lì. Selezionata, vuoi che ti porti l'uccellino? Di qua? No, questo va bene, stacchiamo quella lì. Adesso stacchiamo quella lì. E vediamo cosa dicono con quella lì. Ripeto, dovrete orecchiarla bene, perché non è facile orecchiare quella lì, come spirit box. Vediamo di mettere così. Ok, così vedete tutto. Ok, questo per il video è tratto giusto. Prepariamo questa, che qua abbiamo tutti esperti, no? Non qua dentro in senso di tutti esperti. Oh yes. E che sta qualcuno sulla sedia e tu terra a terra. Allora, andiamo a vedere se devo invertire i cavi. Non la nostra è scaricata, ma veramente, amo. Devi cambiare pile se mai. Sì, vada. Sì, spero. Non l'ho mai usata finora, ho cambiato le pile ma non l'ho mai usata. Cambiamo le pile, ce ne abbiamo un sacchetto intero. Allora, abbiamo le pile. Iniziano un po'. No, ecco perché mi resta strano che io non l'ho mai usata e questa già ha le pile scariche. L'ho cambiata perché a casa avevo una tacca e ho messo le pile nuove a casa. Vabbè, come ho detto, andiamo le pile. Così, no, addirittura le pure non. Forse c'è qualche problemino per farla andare. Hai quelle caricabili? No, non lo so, funzionano male, stesso perché io quando le trovo le prendo e le metto bene nello zaino.
Forse la Moira volevo prendere Forse volevo far andare senza pile, ragazzi, cioè, come? Ascolta lì che poveretta non la mia. E vedi? Adesso è piena. Se questa mi devo abituare anche. Allora, Vale, anche il K2. siccome che qui c'erano due uscite, bisogna vedere qual è la sua. Ci stanno un po' studiando, sai, come al solito. Io sto guardando qua. La tua testa come va? Ah, la mia testa non è. Solo che io devo guardare prima qual è dei due. Ci stanno studiando le ragazze qua. Bisogna tenere conto all'attacco, non è questo. Ho colpito la persona. No. Allora, prendo in giro. Mi prendi per il culo. Quella è finita, No, devo solo andare con questi perché è in uno dei due. Se no si tocca usare l'app. Ecco. Oh, non l'altro. No, ci tocca usare l'altro perché devo cambiare il jack allora. Ok. L'altro è a casa e non è qua. Pensavo che era questo invece l'altro. Vabbè. Peccato perché questa qua mi piace molto. Io ero curiosa. Non dirò a me, anche a me. Anch'io ero curiosa. Perché questa qua è molto forte. Questa è Nine. Infatti dovrebbe andare con uno o con l'altro. Vedi, devo fare la prova a casa, se mai farò la prova a casa vedremo qual è. No, ma bisogna usare l'altro perché questa devo prendere. No, guarda, devo prendere l'altro. L'altro jack devo prendere. Allora la usiamo la prossima volta questa. Devo dire che la useremo la prossima volta. Questa qua, perché devo cambiare il jack. E l'altro ce l'ho fatta. Allora usiamo l'app. Per la vostra felicità usiamo l'app. Perché con questo non va bene, devo cambiare il jack. Io ho tutti i figli a casa, ma si vede che ho sbagliato io il jack. Vabbè. Vabbè, la prossima. Sì, ma tanto era usa, perché ho mente di usarla io questa. Perché è più. Io gioco meglio con questa, però. La prendiamo la prossima volta. Tanto andiamo avanti. Guarda che movimento che c'è già. Salvo la Davide e metti la mascherina. Sì, ma infatti, ma lui deve si muove, non c'entriamo voi. Mi sa che ci stavamo aspettando, mi sa tanto. Ci stavano aspettando. E vabbè. Allora, Subito siamo un po' studiate, poi se la tira su. ma sono molto furbi. Sono molti che non sappiamo, sono molto furbi. Sì, a posto. Dobbiamo cominciare, mettiamo l'app e il telefonino allora, l'altro. Allora, qua, bisogna abbassare i due tutti lì. Ok. Sono le pile che restano fuori, ma Madonnina Santa Benedetta, le pile lasciate fuori. Allora, JB. Adesso vediamo come si connetta perché sennò le due telefoni mi piacciono, devo togliere le due telefoni da là. No, adesso devo solo mettere questi sotto le pile perché qui non le uso. Lì e lì. Ok.
A posto, possibile connettersi perché sarà pure cambiato un telefono di là, quindi loro non, qui non riesce a connettersi se non ha il telefono di qua. A posto. Allora, che mal di gamba stanno giù. Ok, adesso arriviamo, questo c'è. Stacchiamo da qua perché infatti è da qua il problema. Sì, no, ma lascia pure aperto, che mai chiudere perché noi dobbiamo tenere la visuale, quindi devi tenere presente che qua noi siamo in un buco chiuso. Se arriva qualcuno da di là, e se quando non va dentro non neanche ha modo di vedere per uscire, hai capito? Mai chiudere le porte dietro quando siamo dentro. Ok. Allora. Sono calmati. Qui, ha detto. Ciao Anime, siete qui? Siete qui vicino? Va bene. Sono Moira con Rosy. Ciao Anime. Siete contenti che siamo venuti qua a salutarvi? A conoscervi e a comunicare? Siete contenti, Anime? Bene, tutto a posto. Bene, lasciamola così vedo se continua a funzionare. Anime, ci raccontate un po' la storia di questa casa, per favore? Volete? Cos'è successo in questa casa? Andava tutto bene? Quindi lo portiamo vicino che vediamo e lasciamo libero di andare dietro al telefono. Ah, questa è una nuova canotta, ragazzi, dell'abbigliamento dell'Expo, che più avanti verranno fuori un po' per tutti per chi le vuole. Questa è lo scollo blu, questa qua. C'è davanti e dietro. Oppure uno può scegliere per la far solo dietro o davanti. Infatti. Allora, sei là in fondo dove c'è lo strumento? Sì. Ha detto sì, là e anche qua la Spirit Box. Ciao Nassi. Allora, vogliamo capire chi sei innanzitutto? Puoi dirlo? Comunque questo è venuto giù diretto, in alta d'aria. Perché da lì in linea d'aria a terra preciso. È venuto giù da in alto. Forse se metto via questo fisso, meglio, per il momento. Lì, comunque lo metto dentro al corpetto così mi resta lì. Allora, Anime, gentilmente, io ve lo chiedo gentilmente, potete comunicare con noi per favore? Avete voglia? Se ci aiutate a capire è buona. Sei un uomo? Sei l'entità di un uomo? A quanto pare sta provando a dirvi sì, però. Puoi parlare se vuoi, sai? Sei una donna? Ripeti per favore. Te lo richiedo, sei una donna qua dentro? Sei un'anima di passaggio donna? Però la voce da dire è maschile.
Io la domanda gliela faccio lo stesso, però non è che in ogni luogo ci siano dei bambini, vero? No. Ecco. Sei in Italia un bambino? Ha detto sì, ma non è un bambino, è una voce da uomo. No, tu sei un uomo, non sei un bambino. Dico bene? Sei un bambino, un uomo. Non puoi essere un bambino. Lo provo a alzare tutto che voglio vedere. Aspetta, Ok. Tu sei un uomo, vero? Sì, questa è la fabbrica. Siamo vicini a una fabbrica, quindi probabilmente sentirete un po' di odore ogni tanto, ma è tutto nella norma. Allora, hai voglia di comunicare con noi? Siamo qui? Te la senti? Così non mi dà fastidio quando passiamo. No, magari prendiamo le prove che sentono grave se spaventa. Lì. Becca, come funziona, vedi? Cosa? Ridillo? Sei là dove ci sono gli strumenti? No. Sì, no, per me no. Come può darsi che stia giocando di passaggio? Perché non è detto che sia per forza le persone che abitavano qui, Magari quelle persone che abitavano qui sono ancora anche in vita, cioè per dire, non è detto... Sei un'entità di passaggio? No. Ok, non se... è già questo un buon segno che capiamo. Quindi abitavi qui? Parla bene. Te lo te lo richiedo. Abitavi qui? Non fare battiti. Parla normale. Direi. Parla a te, ha detto. E che cosa devo dirti? Non sei molto collaborativo, quindi cosa devo dirti? No, parli in italiano. Parli in italiano per favore, che io se no non ti capisco. Se vuoi comunicare qualcosa, questo è il momento opportuno di farlo. E noi stiamo bene. Devi stare dove ci sono gli strumenti, non vicino a noi, qui a me. Perché dai un po' fastidio alla testa. Non devi, no, può anche avvicinarsi, però non deve toccare. Non devi toccare. Non devi respingerli là. Li respingi nel senso che non ti devono toccare, però possono venirti vicino. Devi aspettare a vedere. Se no prendi e esci un attimo virosi. Ok. Se ti dà fastidio tanto. Ok. Non vuoi dire se sto lontano. Eccolo lì. Bravissimo, grazie. Allora, mi puoi spiegare a che età sei venuto a mancare? O almeno se sai di non essere più su questa terra? Sì, a quanto pare lo sa. Bene. Quindi tu sai già di essere morto, di non essere più qua. Ok. Eri anziano quando sei venuto a mancare qui? Sì o no? Eri anziano? Ciao ragazze a tutte. No, non ero anziano. Eri giovane quando sei venuto a mancare qui?
Può essere. Sei morto in un incidente stradale? Dillo bene, perché oggi non stai parlando bene, io non riesco a capirti. Devi dirlo bene. Non riusciamo a capire, parla meglio, per favore. Adesso te lo dico, ha detto. Ok, allora se vuoi dirlo, parla chiaro, in modo deciso che si capisca. Ciao Simi. Si è allontanato. Ecco Paola. Allora, questa è la fabbrica di là della strada, ragazzi, il rumore, ve lo dico subito quando sento. Il muro sembra tranquillo, non si vede niente. Allora, vediamo un po'. Vedo che tendi a toccare molto lo strumento l'RF e K2. Ma la candelina non ti piace? È una candelina benedetta. C'hai anche una pallina lì bella bella. La vedi? La vedi la pallina a terra? Se la tocchi si illumina. Vediamo se la tocca. Dopo dipende se ha abbastanza energia, vero? Perché l'RF gli piace, anche il K2, ma non gli piace il resto. Poi andrei a vedere un attimo vicino com'è la candelina Rosy, se è ferma la fiamma. Per il momento è ferma. È ferma, ok. Allora, la fiamma è ferma, quindi vuol dire che stai provando a gironzolare intorno ma non puoi andare verso la fiamma, verso la candelina. Come mai? Non ti piace la candelina? Sì, ha detto di sì. Allora prova a toccarlo, prova a spegnerla, se ti piace. Tanto dopo te la riaccendo, non ti devi preoccupare. Prova a accenderla. Cioè a spegnerla, scusa. Sì, ho sbagliato io. Tocca la candelina perché tu non ti bruci. Non hai la pelle come noi, quindi non ti bruci. Sono io, questo perché c'è un pezzo di vetro ancora per terra. Ecco, l'ho tolto. È caduto un lampadario. Che è tutto il frantumì dappertutto. Chiaro, che questi sono dei pavimenti abbastanza puliti, tutto sommato. Sì. Non ci vuoi raccontare niente di te? Guarda che dopo non hai possibilità ancora di parlare, quindi ti conviene farlo adesso con noi. Noi siamo qua in pace, sai. Noi capiamo che ci stai provando a studiare, però puoi comunicare con noi, perché vedo che gli apparecchi continui a toccarlo. Se vuoi puoi toccare anche l'apparecchio che ha l'antenna, e quello fa una bella luce blu. E suona. Provaci. L'antenna è ferma, sì, vero? Sì. Ok, no perché da quell'angolazione lì tu la vedi in un'altra angolazione, perciò vedi se si muove appena appena. La fiamma è anche quello là alto, se vedi l'antenna che si muove appena appena, perché un attimo fa, o ero io che dondolavo appena appena, ma comunque mi sembra che era ferma. Hai provato il modo funziona? Prova a vedere, ma sì, mi sa di sì. Adesso sono io, ragazzi. Adesso è lei che prova, lo testa, sì. Funziona. No, ma anche già che ci vai vicino, suona anche senza col piede proprio attaccato. Ah, ok. Lui ha una distanza e lo sente, se c'è qualcosa lo avverte. Hai visto Ciao, che suona? ciao Hai visto Tom. che suona quando ti avvicini? Vedi che ti ha fatto vedere l'esempio? Provaci tu adesso. Forse vuole... Cosa vuoi dirci? Avevano dei colori strani queste stanze, gialli ai pareti e verdi il soffitto. Però tutte tinte pastello. Per me?
Era tua quella camera qui? Ci dormivi tu? Oppure qualcun altro che conoscevi tu? E tu il panino non l'hai preso su qualcosa da No, mangiare? io mangio tutto finito, perché poi mi resta sullo stomaco. Ah, io no. Ormai. Ciao Giovanna, ci ho fatto l'abitudine. Sì, lo so. Io mangio ogni dove capita ormai. Sei un ragazzo? Dalla stanza, dei colori della stanza, come dice Moira, sei un ragazzo. Allora, occhio e croce, questo qua non c'era un letto matrimoniale, perché se guardi qui attacchi il muro, di qua non ce ne sono, qui non ce ne sono, di là non ce ne sono, quindi il letto era lì. Bravo, giusta osservazione. Esatto. C'era la luce, vedi, come una volta, e una presa solo, perché di là non era una presa, quella là che cavolo era però. Una presa, un feretto. Ma quello lì era una presa. No, No, era la copertura del coperchino per il filo. Esatto, chi? Esatto. Invece questo va dalla giù. Sì, collegano tutta la casa. Cioè tutte le altre stanze, perché comunque passano nei muri, no? Abbiamo fatto le tracce, perciò... Quell'impianto qua elettrico però è molto vecchio, perché i fili, vi faccio vedere un particolare. Aspetta Rosy che ti sei messa proprio davanti lì, vediamo, facciamogli vedere, così vedono anche loro. Vedete? I fili erano vecchi vecchi. Vedete che c'è solo una presa il centrale ovviamente dove erano collegati, e lì sono io col telefono che mi sto avvicinando a questo, e qui c'era dove finivano, che andavano nel muro. Poi c'era il famoso pulsante, no? L'interruttore, quello che mettevi a bordo della testiera del letto. Ecco, questa sono io, ripeto. Qui c'era una prolunga nel muro, però questa prolunga, comunque a prescindere, non è vecchissima, da quello che vedo. E poi ci sono le porte, come le hai chiamate prima queste porte? Tagliafuoco. Le tagliafuoco, vedete? Quelle per sicurezza. In caso di incendio che qualsiasi Sì. legno lì non prendeva. Infatti lì c'è il legno, qui non c'è legno. Questo pavimento è in cemento. Vedete sopra? È dalla Spirit Box. Vedete il soffitto che c'è, il coso del lampadario? Il lampadario è andato a finire lì, piombato giù dritto. Questo era giusto per farvi capire un attimo. Sapete che a me piace spiegarvi bene tutto. Sì, no, avrebbe già parlato, ma ha fatto solo il campanellino. E praticamente questa era una cameretta, da quello che sto capendo. Infatti vedete il pavimento che c'è il lampadario che era giusto caduto a terra. Ciao Luisa. Allora, chiederei gentilmente a queste 40 persone, per cortesia, di fare tap tap e condivisioni. Ciao Sabino, visto che poi noi ci diamo da fare andare in giro, e se chi può magari se ci sostiene con minimo ci fa una cortesia. Grazie Giuliana. E che Dio vi benedica tutti quelli che ci aiutate. Ecco Giovanna la facciamo salire perché ho detto che Giovanna, essendo sensitiva, viene su con noi, a meno che non sia al lavoro, non lo so. Ciao Giovanna. Vediamo un po' se può salire. L'invito gliel'ho mandato. Ah, eccola. Buon. Giovanna, sappi che da questo momento sei in registrazione con l'audio, ok Giovanna? Ok. Nel video di YouTube, te lo dico perché così resti. Quindi autorizzi? Sì. Mi devi dire sì, autorizzo se sei d'accordo. Facciamo così da d'ora in poi Giovanna per le voci. Anche lei mi ha detto di sì. Quindi ti assento. Sì, autorizzo. Bene, se vuoi salutare le anime, visto che abbiamo incominciato da poco, alle 10 abbiamo cominciato, 40 minuti. Buongiorno anime. Mi presento, sono Giovanna e sono una sensitiva. E c'ha pure su uccelloli dalla parte. Pappagallo. Ciao Cicciolo. Allora, qui Giovanna comunque è tutto il tempo che prova con K2 e l'RF. Era il ponte e la candelina è ferma, gli ho messo anche la pallina ragazzi sta funzionando, vedete? Adesso l'ho toccata io, se la tocca loro si avvia, non è un problema perché si avvia.
non sono palline col telecomando, perché voi avete visto che io l'ho accesa e l'ho messa giù davanti a voi, perciò non vede niente dei telecomandi qua. Va tutto in funzione da soli. Allora, vogliamo comunicare un pochino, anime? O volete che ci spostiamo? C'è anche una chiesetta sconsacrata per la nostra gioia. Bisogna solo vedere, però, no, non è qui, è in un altro pin là, però è sconsacrata, quindi se fosse aperta sarebbe buona. Dobbiamo trovare Rosa Infatti, qualche cimitero sconsacrato noi. Lì c'è poca attività però, Non vuol Moira. dire, Moira. ma non vuol dire perché, scusa un attimo Giovanna, perché i cimiteri generalmente sono luoghi che sono di pace, di Ho provato una tranquillità. volta, ma veramente Probabilmente perché non sei entrata con tutti i modi come bisogna fare, allora magari loro, dall'esterno, ma probabile che qualche entità magari ha detto no, stai passando ma non mi stai chiedendo neanche il permesso, probabilmente anche per quello. Invece chiedendo il permesso loro cambiano atteggiamento, tante volte. Buongiorno Berni. Allora, ragazzi, condivisioni tap tap, per favore seguite le moderatrici perché ve lo stanno chiedendo. Almeno condivisioni tap tap che non costano niente. Grazie. Per aiutarci. Se no io facciamo come l'altra volta, no, Rosy e Giovanna, entro un'ora, se nessuno ci dà un piccolo aiuto a livello almeno di condivisione tap tap, chiudiamo la live e andiamo su WhatsApp a farla. Che di roba ce n'è, giusto Giovanna? Giusto? Mi dispiace ma come sta in legge che vanno da altre parti, non a noi fanno condivisioni tap tap di tutto e di più. Noi ci facciamo in massa girare tutte le volte dove dire sta frase. E non mi piace neanche a me. Però noi impegno ce lo stiamo mettendo tutto reale in tempo reale. Cioè non me ne dei trucchi qua. E secondo me in questa stanza non c'è tanto. Credo che se ci spostiamo forse c'è di più. Sì, Moira, te lo stavo dicendo, infatti, c'è poca attività. Devi C'è spostare. pochissima attività qua. Io vedete che ve lo dico terra a terra. Ciao la sub, Io tesoro. avrei un posticino dove c'è un quadro di un santo. E Ma cos'è una location? Sì, sì, qua, no, è qua, nell'altra casetta che c'è in fondo. Quella che è sempre qua al perimetro? Esatto, e lì mi sa, c'è questo quadro. Allora non perdiamo tempo, andiamo a vederla. Vedi te, Moira, io... Usciamo un attimo, tanto siamo tutto oggi qua. È vicino, è dal lato opposto. Però è qua dentro, Sì, in questa... sì. Ok. Entrata. Allora facciamo una cosa ragazzi, ci spostiamo un attimo e ce ne andiamo nell'altra parte, che è sempre la stessa location, attenzione, è sempre la stessa location. Almeno Giovanna che andiamo incontro, no? Vediamo dove potrebbero essere. Vediamo dove potrebbero essere. Andiamo a sgamarli. Siamo qui per questo. Non ha voglia di parlare? No. È solo. Allora Anima, io qui ti lascio un attimo perché vado a vedere in altri luoghi. Se vuoi ci puoi seguire. Vieni con noi. Però dovrai comunicare, per favore. Non ci facciamo i chilometri per non comunicare. Questa sono io, ragazzi. La candelina te la lasciamo qua. No. Non va mai spenta la candelina dal nuovo. Bisogna lasciargliela accesa. Lasciamo la candelina allora, Perché per loro è importante. Allora io terrò la spirit box in mano là. Scusa la cassetta perché qua dentro non ci sta, fortunatamente ci sta. E la tengo pronta per... Ma avete detto qualcosa? No, avevo tutto, guarda. Magari se vuoi lo zaino sì, che quello... Sì, dammi su qualche... Aspetta un attimo che chiudo qua perché non vorrei che nell'andare giù mi cadessero gli strumenti fuori. Anche no. Esatto, questa la mettiamo qua, così non fa niente di danno. E questa è accesa. No, almeno non ho voglia di parlare. No, ma tanto è accesa, se c'è qualcosa... Anima, come diceva Moira, se ci vuoi seguire Anima, vieni dove andiamo adesso. Dammi la pila che la metto qua pronta, per sicurezza, in tasca. E la pila la tengo sempre a portata di mano. Allora mi tolgo gli occhiali e andiamo. Sì, io qua non ne vedo neanche, a prescindere, quindi qui non c'è. Ci spostiamo in un'altra location. No, questi devo tenere per leggere.
Tranquilla, ma Nasti, quando facciamo le indagini non facciamo salire nessuno di fuori di Giovanna. Giovanna, se vedi qualcosa, Perché dicelo. Giovanna, Tania cerca di capirmi, ma dobbiamo lasciarla una che è sensitiva con noi per aiutarci. Però Tania lo capisce questo. Andiamo giù e dopo veniamo di qua di nuovo. Portami dove c'è il quadro, che vediamo là, perché là sono curiosa Cioè, a me ispirava proprio. proprio. Cioè qui veramente guardate, ci passava uno che proprio era basso, cioè guardate la rosa in piedi. Cioè a malapena, guardate, Sai, a le volte malapena ci passa. eravamo tutti bassini, una volta. Sì, sì, ma bassi bassi. Ah, sai cosa però? Il piedino mi conviene tirarlo su questo qua. Secondo me, Perché così se in mezzo per l'erba quando passiamo non prende incontro. secondo me non è neanche bella sta anima, comunque senza offrire. Dici? Vediamo. Scusate un po' il mal di mare, ma ho chiuso un attimo il piedino. Vediamo. No, no, ma qui sei distanziata. Ok, quella là sembra un po' particolare. Andiamo a vederla. È un po' difficile entrarci, cioè no, c'è la vegetazione bassa. La vegetazione è quella là. Sì, no, dentro c'è l'ho ammaccata un po'. Aspettate che abbasso un po' perché sennò devo passare in mezzo alla vegetazione. Ma ascolta, ma vedi là se che passa mia senza passare in mezzo alla vegetazione? Ma perché è di qua la casa? Sì, sì, allora non è mia tanto, dai. Boh. Questa è un'altra, vedete? Boh. Cioè, ci passo, quasi mi ci affogo in mezzo, Giovanna. Pensa a te. Sì. Ah, dobbiamo entrare dalla finestra. Ah, ok. Allora, Eccolo qua. bisogna Vuoi andare tu prima? allora, dopo tu mi passi questo. Sì, sì, sì. Adesso guardate le cappellate della Moira. Stai attenta, sai. Attenta. Ho detto, Bella sedia. hai visto? Tu parlavi già di sedia stamattina. Infatti l'avevo vista nel video. Rimettiamo questo attaccato, aspetta. Ecco il quadro. Quello lì il quadro. Sì, però guarda che non l'ho ispezionata questa casa. Ok, andiamo a ispezionarla insieme. Questo è il quadro di Gesù. Questo non c'è niente di più. Sì. E mi sa Giovanna che parlano di più qua. Sì, qui c'è più attività, infatti, te lo stavo dicendo. Tenta di non farti male, eh. Qui c'era l'entrata, le scale sono ancora belle, cavoli, eh. Questa è tenuta ancora bene, eh. Ci va di fondo schiena la Giovanna. La se va di fondo schiena un po'. Questa. Vedete? È verniciata qui. Sì. È chiusa. Sì. Saranno. Chissà cosa c'era di lì. Ah, vieni qua, Rosy. Delirio sarà, ma da qua è aperta. C'era l'autoclave, vedi? Questo ce l'avevo io nella casa vecchia dell'85. E saranno miei altri topi morti o insetti morti era. Qualcuno qua, ma chissà quanto tempo è, perché vedi, c'è il detersivo svelto. Le tubature sì, sono vecchiotte, ma neanche eccessivamente, vedi lo chiffon. È ancora, chiffon è ancora buono. Ah, sì, quello lì. E anche infatti il contatore vedi che è uno di quelli più recenti, guarda. E comunque è giù, vedi là in alto, è giù. Andiamo al piano superiore. Però, boh. Io proverei, Sì, sì, ma adesso ci andiamo. Questi ragazzi erano gli autoclavi di una volta. Vedete? Ecco la maniglia, l'hanno levata, voilà. Mi sa che è quella di quella Maniglia levata. Andiamo a vedere. O che ci stanno facendo dei lavori, potrebbe essere. Ma non credo da tutti. Ma che bella, eh. Eccola là, ma questa qua mi ispira di più come sedia, Giovanna. Allora, qui ci sta una donna, Moira. No, ma sono tutti, guarda. Sì, ma facciamo attenzione, sai, tanto che no. Facciamo così, andiamo una alla volta. Qui c'è Chiudi il l'entità vetro, chiudi il femminile. vetro, chiudi il vetro subito.
Ah, è dentro? No, è la farfallina. Sì, perché quello lì può essere un calabrone dal suono. Anche no. Allora, quando sei su tu inizio io. No, adesso ci puoi venire, vieni, vieni. Regge. Regge alla grande. Guardate i pavimenti. C'è ancora una briciola. Ma secondo me è un po' recente sta qua. Cioè, è stata rimessa a posto in qualche modo. Sì, sì, un po' Questi sapete cosa ristrutturata. sono? Non è cemento questo qua. Questi qua erano, vedi? Cose dei calabroni. Una camera di là spettacolare. Anche di qua. Punto di riti. Esatto, chiudiamo le finestre subito, che non si salta fuori un calabrone. Hanno messo anche le zanzariere, hai visto? Le zanzariere c'erano, quindi questa qua è stata ritoccata di recente. Ma che belle che sono queste. Anche vedi le prese? Non sono vecchissime. È stato rimodificato da poco. Però cavoli, bellina. Oh, guarda qua. Guarda che bella sta camera. Sai come la chiameremo questa qua, Giovanna? Dimmi. La casa Wow, delle sedie. stampanti. Cosa fai di due Infatti stampanti sono sto sedie. qua? Cartuccia ancora, vedete? Questa ce l'avevo anch'io, la rottura di balle questa. Questa c'ha le cartucce non divise, tutte unite. Andiamo a Rosy che andiamo a vedere, scegliamo una stanza da fare. Questa la stavano tipo, vedi, stava facendo il cappotto qua. Ma stanno Sei stata tu ristrutturando a poi. battere? Sì, scusami con lo zaino. Ascolta, riesci a provare a aprire questa che vediamo dove cavolo va? Giusto da capire. Attenta che c'è un guardarinato, ma dovrebbe essere fermo. Una vecchia. Ok. C'è un bel ragnetto lì di lato, guarda. Meno male. Poco C'è un poco. balcone, figo. Esatto, guarda sulla strada, possiamo farlo vedere. Sì, c'è la fabbrica. Attento però. Piccioni, guardate in alto. Bello, un balcone. Cavolo. Visto? No, Questo che è? il bagnetto c'è la finestra. Finestrino? Sì, Che guardate. figo! Qui chiudi un attimo, prova a chiudere un attimo di nuovo. I radiatori sì, sono vecchi ma non vecchissimi. Genisa tesoro, non te lo posso dire qua. Non si chiede mai la location, ragazzi, dove sono, perché mai. Comunque secondo me la stanno rimettendo a posto, perché guardate le finestre. Tutti hanno lo spioncino. Guarda, vedi? Guarda. La stavano risistemando, guarda, stavano cambiando anche quelle e anche i pavimenti sono stati rifatti. Però qua si sono fermati. Vedi gli appendiabiti, questa è una camera matrimoniale, sicuramente. È una camera matrimoniale, tra l'altro gli hanno messo anche di qua perché potevano girare il letto se volevano di qua, vedi? Oppure di lì. Pensavo di usarla e poi è successo qualcosa. Ma. Che ferma la camera, Mamma mia, c'è un piccione amore. Mamma mia. hanno l'apertura. No, ma qui c'è un piccione morto. Va, santo di Dio. Sara, No, aspetta, voglio vedere una roba. che puzza. Oh, poverino, non è morto. Come facciamo? Dov'è? Là. Ma quella era la mamma allora. Oddio, che bello. Guardate. Sono i piccoli. Ciao. Guardate che cosa vi faccio vedere. Attenzione, Guardate. Ciao amore. Però noi non li tocchiamo, No, no, perché sennò la mamma li abbandona. Ciao ciccioli. Ma dai. Attenta, voglio, Gli fai una foto per favore, anche se c'è la cacca non mi interessa, però è bello, no Giovanna? Oddio, guarda! Bellissimo. Ce n'è uno giù. Anche giù lì, fai... Aspetta. Oddio, ma che cosa c'è? Ce ne sono due qua, guarda, ma uno non è è un piccione uno, prova a guardare di qua dietro. Ma sono impauriti, stanno covando Adesso probabilmente. hanno paura. Se riesci a farti le foto, uno lì in alto, te lo faccio, ti avvicini. Li abbiamo disturbati. Aspetta Rosy che ti faccio così. Vai dietro. No, è ombra, aspetta. Aspetta che vado io di qua. Senta, no, tu stai di qua. Poverini, si No, spaventano. esatto, che non vorrei. Aspetta, ne faccio due.
Stiamo facendo le foto, ragazzi, un attimo, Attenta alle uova. Esatto. Ma è troppo bella sta scoperta, dai. Amori, Vero, ti ragazze? lasciamo in pace adesso. Sì, E tesoro. questo? Le uova? Tesori, vi lasciamo in pace, eh? Dopo ve le facciamo vedere stasera in live, va bene? Fate due per ognuno, sai, così si vengono male. Ciao No, ragazzi, vi lasciamo troppo in pace. belli. Oddio, Chiudiamo, sì, che c'era la mamma. Sì. Vedete, anche questo vuol dire rispetto Che bello. degli animali. Lasciarli lì e non toccarli, perché sennò la mamma li abbandona. È la dura legge Che bello. della natura. Allora, ragazzi, dove proviamo? Scusate, piccolini, proviamo di qua. Questa, Moira, questa. Esatto. Hanno Chissà avuto perché. l'isolamento, l'hai visto? Porta Rosy, vai a prendere la sedia di là un attimo, la metti qua in mezzo. Non ho fatto l'isolamento. Sì, sì. Il sughero. Figo. Arrivo. Adesso che famo fare esperimento, Giovanna. Sì, se ce n'è una giù, così vediamo se va giù la sedia stavolta. Stavolta vediamo se va giù la sedia, Giovanna, invece la pantera. Sì. Se la si è esposta. No, veramente. Però qui la lasciamo un po' al buio, capito perché? Mettila là dove c'è vicino al calorifero. Ecco. Lì. Metti qua fuori gli zaini rosi. Mettili fuori così non interferisce. Anche verso la scala di qui. Brava. Così non interferisce. Mi tieni questa. Hai visto che belli piccolini, troppo belli. E quegli altri sotto? Poverini. Infatti noi non li abbiamo toccati. No, non bisogna. Per fortuna. No, ma io non li vado a toccare, a disturbarli. Che geniale. A forma di banana l'hanno fatto il peroncino. Lì? Così va bene, vero? Sì. Perfetto. Io avevo già detto alla Rosy che Perfetta. dobbiamo fargli fare degli esperimenti, capito? Quindi Ragazzi, vai dentro, ho da fare. la metteremo qua, la telecamera, che così, perché siamo a circa 2 metri qua, ok? A lei. La fabbrica. Beh, così io ti metto gli apparecchi di davanti. Oh là. Dammi pure qua. Che vediamo di mettere la torcia verso di te. Ah, vedete, mo, se può farlo lì, così si vede tutto, no? Si vede, Giovanna? Sì. Io sì, vedo. C'ho niente di prima. Bello, bello. Ciao Patti. Allora, intanto ringrazio anche Genesa perché Genesa ci ha fatto una donazione mica da ridere, siamo riusciti ad arrivare qua anche grazie a lei. Quindi a quello che ha fatto lei per noi. Grazie Genesa. Genesa Giovanna ha preferito farla in privato e non lasciando mettere più di 3/4 a TikTok. Ha fatto una cosa più Ha fatto bella. bene? Sì. Infatti la prossima sarà la mia, ma te la mando privatamente. No, perché ragazzi qui te li mangiano. A 3/4. Sì. Oh sì. Grazie, tanto su quella sedia lì. Ecco, togli i cellulari e mettili là. Faccio tipo Sharon Stone, no? Ok. No, me lo devi dare che lo mettiamo là, vicino a te. Ti faccio sedere e poi adesso ragazzi vi impunto così, che così la vedete bene, no? Tipo Sharon Stone, così. La vedete bene, vero? Grazie, Io la Nassi. vedo benissimo. Perfetto, anche nel video si vede bene. Il bello della diretta è questo. Ciao Patti, tesoro. Oh, hai brutta intenzione. Allora, no, che brutte intenzioni, non ti fanno niente. Sto scherzando. La paura è, e Dramma comunque grigio. notare che la Spirit Box è attaccata, ma non parlano. Non parlano. Chissà perché noi abbiamo voglia di parlare. Sono molto riservati. Esatto, anche troppo. Anche troppo. E guarda, è accesa. Senti le mamme dei piccioni. E ovviamente ragazzi ci sono i piccioni, perciò c'erano prima loro e hanno la precedenza. In base a noi ovviamente. Il volume è alto tutto. Quindi direi di mettere nel ponte questo. Guarda che belli piccoli. È andata bene perché anche a me piacciono queste cose. Adoro. Io anch'io adoro queste cose. Allora, ci siete anime?
Siamo lontani. Ma io ti vicino, Certo, beh, magari un po' qua. Guarda che c'ha qui dentro. conoscendomi. Allora. K2 lo puoi tenere in mano perché non hai apparecchi, quindi non, però lo devi tirare verso di loro. Sono i funghetti. Ecco. Vediamo un po'. Sì. Ok. Ah, mi fate sentire allora. Eh sì, perché ti senti come Sì. esperimento. Poi è Ragazzi, un seduto è uomo, stato bello. Ma guarda, Scherzo. È troppo un'entità alto maschile forse. questa. Forse questo è troppo alto, vediamo. No, no, va bene. Anime, potete provare a toccare gli strumenti che vediamo se vanno? Così mi evitate di stare qua 3 ore a mettere a posto? Niente. No, non si fanno ancora No, vedere. no. Grazie, Diana. Non si vogliono ancora far sentire. Sì. E noi abbiamo tempo, quindi gli diamo tempo, eccolo. Allora, Anime, vogliamo provare a collaborare un pochino insieme? Proviamo a È la mia? È la mia. O era la mia? Era la tua cameretta questa? Puoi lasciare parlare la donna, per favore? Vedi che si sta rialzando perché è umidità. Però guarda, visto? C'è un po' di pelle d'oca, Giovanna. Qua. Guarda che l'hai sulla sinistra, eh. Eh, È la donna che c'hai a fianco, eh. Ciao, Lilla. Ciao, di là. o di là. Ma. Ciao, è di là. Sei di là? Qui ovviamente l'audio è un po' inquinato, ragazzi, perché purtroppo siamo verso una strada comunque, diciamo. E anche di passaggio. È bello il quadro di Gesù che avete giù, sapete, Anime? Guarda Giovanna. Sì. Allora, qui c'è Ce l'hai Rosy. molto vicino, eh. Qui c'è Rosy seduta. Ti dà fastidio che ha usato la tua sedia? Apri con lì. Apri con lì. No, no, non si apre niente dietro, perché tu non vorresti far lavorare, vero? Non ci pensare proprio. Bravo. Non apriamo niente, anzi è chiuso ben bene col catenaccio, io te lo dico, eh. Vediamo se mi sposto cosa succede. Boh, è fermo, guarda, quando vedi. Però sta riprendendo. Invece il REM-pod no. Neanche il K2. Il REM-pod è sempre lì. No, ma sta lì, eh. Ciao, non lo so. La donna sta proprio lì. Aspetta che ci credo. Non lo so, se è una battuta, ti faccio prendere una Red Bull al volo, perché io non scherzo quando sono in indagine, ok? Non mi va di scherzare neanche di giocare. Se entri per giocare sei pregato di uscire, di prendere la porta. Grazie, Nassi. E te finito. Basta. Esatto. No, mi dispiace ragazzi perché noi ci mettiamo l'impegno in queste cose, non siamo qua per deridere o le anime o chi, io me ne guardo bene, perché io sto coi piedi Giusto, per Moira. terra. Guarda, guarda che ha sfocato Giovanna, sta sfocando. Sì, sì. Ce l'hai? Probabilmente si sta avvicinando perché è sfocato, sfoca il telefono. Sì, sì. Sì, si sta avvicinando lei. Vedi che lo sapevo che avevo ragione a mettere la sedia. Gliel'ho detto prima, ancora prima di iniziare, guarda. Esatto. Ho detto oggi farai un esperimento. Proviamo a metterla su diverse sedie. Ovviamente la Rosy non è un oggetto, ma è come per far capire, ragazzi, che se gli dà fastidio che sta seduta, sicuramente si faranno sentire in qualche modo. Sì, Ginnasti si con le fanno Red sentire. Bull. Anche Katia con le Red Bull. Ti vuoi avvicinare a me? Ciao Serena. Sì, è tanta roba ragazzi, a me danno tanta soddisfazione le anime, anche Rosy si sta un po' abituando, è ancora un po' sul chi va là, eh.
È tutto, infatti la dea è tutto a portata di mano, cioè noi non mentiamo. Qui non ho messo la candelina apposta, Giovanna, perché essendo che la candelina è benedetta, aspetto a Mhm. vedere se anche il crocefisso ce l'ho qua nel petto, dentro, Ok. ma aspetto che vengano fuori loro. Lo tiro fuori solo se Sì. in caso ci fosse qualcosa di che non va Sì, bene. te lo dico. Mm. Te lo dico se c'è qualche cosa, entità Guardate negativa. che Giovanna sta seguendo dei corsi tutto, ma è una vera sensitiva. È a contatto con delle medium e una sacerdotessa. Sì. Quindi tengo su lei per quello, ok? Perché qualcuno ha avuto da dire che lei fosse una ciarlatana, come anche io, Rosy e quelli che vengono con me. Allora, Ma noi, tutti nessuno sono è così. ciarlatano, nessuno ha tempo da perdere e non ha voglia di perdere tempo. Infatti. Perché se Bravo, volevo hai andare a ragione. farmi una girata, una passeggiata, io e Rosy ce ne andavamo sul lago belle tranquille, contente. Ma invece andare sul lago veniamo in mezzo alla palude praticamente, perché qua siamo nelle zone della palude, dove nasce la palude. La città questa è nata verso le paludi. Perciò vi faccio immaginare con sto caldo che inizia adesso, quando usciremo nel pomeriggio forno e affa. Mm. Allora, Anime, vogliamo provare a comunicare di nuovo? Sei la donna che dice Giovanna? Sì, ma ti piace la Rosy sulla sedia? Può stare? Se può stare me ne sulla sedia seduta, me lo fai illuminare fino al rosso? Se sei contenta che è seduta sulla sedia, glielo fai illuminare fino al rosso? No, l'arancio non mi basta. Senti che è la mamma che comunica con i piccoli. C'è la mamma dei colombini che comunica con i piccoli. Dirà. Hanno fatto bene però a farli lì perché sono al fresco non hanno Stanno benissimo. problematiche. Ah, io ho visto per caso, per questo lei che aveva il fuori, no? Oh, guarda adesso perché non penso che c'è i piccoli. Pensavo ai piccoli lì. Si guardavano, Mm. impauriti. Però no, effettivamente non vanno mai toccati perché come i gatti e i conigli, Non se li li vuole più la tocchi, mamma, eh? No, no, no. No, se sente l'odore umano non li vuole più. noi non vogliamo che rischiano di morire. No. Allora, Anima, non è che anche voi qua mi fate venire matta a cercarvi? Dovreste essere voi più tranquilli a venire verso di noi. Gio, prova te. Anima, per favore, ti puoi avvicinare a Rosy? E al K2? C'è un agnetto lì a terra, non ti fa niente. No, tranquillo, non ho paura. Stanno lì. E te Te lo chiedo sempre per favore, E va sul, no, no, va sul coso. Tra un po'. No, basta. Anima? Puoi comunicare con noi? O se vuoi puoi anche avvicinarti a me. Io sono qua in pace con Moira. Voglio solo comunicare con te. Abbiamo mettere fuori questo che vediamo se risponde meglio. Lì. Ci sei? Un po' di discreto. Un po' di indiscrezione. So. Indiscreto vuol dire indiscrezione. Ma perché sono sulla tua sedia e siamo venuti nella tua proprietà? Colto, vuol dire sì. Volevamo solo comunicare con te. Non abbiamo altre intenzioni. Ok? Vuoi dirci qualcosa? Non hanno tanto voglia di comunicare. No. Sì, ho detto di sì. Loro dicono di sì però, ma a me non pare. Provate. Diciamo che Provo a chiederti, o a chiedere. Ha detto. Chiedimi pure. Sono qua apposta. Siamo venuti per te. In tranquillità e in pace. Ci sono tante piume bianche qua a terra, al lato di qua dei piccioni.
Vedete? Le bianche hanno un Sì, significato. però c'è pieno. Sì, Vattene, ce ne saranno, no, pieno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con questa e una 9 di mezzo piccolina. Vedete? Facciamo vedere anche qua. Mi vuoi dire se questa era casa tua, Anima? Era casa tua questa? Sembra che si sta avvicinando. Sì, sì, si sta avvicinando Moira. La sta studiando. Sì, Avevo ragione a farla Anche sedere K2, sulla anche sedia. K2, guarda. sì. Le piume bianche, generalmente Laura, sono un segno buono. Hai visto, Anima? Non ho cattive intenzioni. Però, essendo che di là ci sono dei colombi, hanno chiuso la porta a qualcuno per lasciarli tranquilli. Probabilmente magari prima la porta era aperta e sono venuti anche in queste stanze. Però sono tutte bianche. Scusa un attimo, Rosy, faccio vedere. Guardate. Sì, è strano Vedete? perché di là sono grigie. Sì. Sono tutte grigie di là, invece qua sono bianche. Bene, ti stai avvicinando a me, grazie. Il telefono è ancora in posizione come prima, di distanza. Sono quasi contro il muro. Però 30 centimetri arrivare alla fine del Scusami, muro. sei una donna? Lo puoi Dietro. dire, sei una donna? Grazie, amore. Puoi dirlo bene, per favore? Non ho capito. Sei una donna? Dopo, amore, te lo spiego. Dice sì, ma non era una voce femminile. No, no, non è una donna, non è una donna. Come ha detto? Sei un uomo, dai. Allora, la mascherina si usa per le polveri anche, Marta. Volevo rispondere un attimo a... Vediamo, Amore. Dice, ma le anime si fermano nel posto dove muoiono oppure tornano a casa loro? Conforme, perché se è stata una morte violenta possono restare sul luogo dove gli sono venuti a mancare, altrimenti possono cambiare, cioè possono andare in giro, possono vagare, potrebbero essere anche anime di passaggio, amore, queste qua, che magari non è gente che ha abitato qua. Formano due lettere, è vero però? La K e la W formano. KV. KW. Figurati, more. Se vi fa piacere mettete segui a me e lei è Rosy74 IPU. E anche a Giovanna. Cosa interessante che qua rispetto alla prima stanza. Anzi, mettete il segui uno con l'altro, scambiatevi il segui che è una bella cosa. Qua non ho mal di Su testa. tutti. Monica. Ma qui è Qua è tranquillo. buono, qua è... Io non sento cattività qua. Mi sento a mio agio. Quindi infatti è tutto tranquillo. Volevo vedere un attimo di là, di qua. Però io sto qua, seduta, comoda. Allora, Anima. Ma io qua sento tutta una frescura, non sento cattiveria. No, neanche io. Anche perché credo, Giovanna, che quei piccoli di là, quei colombi piccoli, se loro avessero voluto fare del male, la prima cosa forse che avremmo trovato sarebbero i cuccioli finiti male e robe varie. Penso anch'io. Di là, secondo me. Essendo che li lasciano tranquilli, probabilmente è innocuo qua. Sì, Probabilmente è innocuo. Cioè non c'è quella delle entità negative, da come lo sto percependo. Anima bella? Puoi avvicinarti a Rosy un po' di più, per favore? Rosy? Un po' indietro, ma a chi dici un po' indietro? Così vado giù. Lo vedo, una roba del genere ha detto, no? Cosa vedi? ti vede? Probabilmente vede te. Io però non ti vedo, devo comunicare solo con la voce. Se puoi parlare di più, K2 è tranquillo. perché io non ce la faccio a vederti. Ma te se ti vuoi rilassare per K2 qua lo possiamo mettere anche qua, guarda. Non vuoi? Qua così È lei, non si vede, guarda. Ok. Perché non è contro col piede, però si vede. No, basta che lo vedano. No, lo vedono. Però Giovanna, il K2 si vede benissimo.
Sì, sì, si vede, lo vedo. Allora, Anima, ti puoi avvicinare a Rosy, per favore? O al K2? Non vogliamo farti del Sì, ha male, detto. Vogliamo soltanto... Dall'app ha Ok, detto grazie, sì Anima. per la Spirit Box. Grazie, Anima. All'incirca. All'incirca. Perché è ancora diffidente, secondo me. Ecco perché gli dice all'incirca. Sì, Sei ancora di noi ti diffidente, puoi Anima? fidare. Hai paura? Sì, Hai paura che Rosy ti voglia far del male, ma non è così. Rosy è buona, come io, anche Giovanna. di me hanno paura e non capisco perché. Sempre. Sì, hanno paura. Ma perché vi Perché hanno avete fatto del paura? male qui? Vi hanno... Oggi ho capito. Oggi ho capito. Hai capito che non veniamo per farti del male? Hai capito che veniamo per farti del bene? Alcatraz. Alcatraz. Cavoli. Alcatraz. Ha detto Alcatraz. Tu provieni dal periodo dove c'è stato Alcatraz? Quello forte. Ripeti? Alcatraz era quella... E oggi, guardate che oggi è il 4 luglio, vi ricordate? Alcatraz è in America, giusto? Sì, E quindi oggi, 4 luglio, è la festa Dell'indipendenza americana. è Independence Day, infatti. Bonjour Jocelyn, bentornata. Non devi aver paura, Anima, non devi aver paura. Vieni Anima, non aver paura. Siamo in pace. Noi veniamo apposta per darvi voce a parlare, per comunicare, anime. Anima, anche io vengo in pace, non dovete avere paura. Siamo qui soltanto per interagire con voi. Ma chi è? Sono fiera. Di che cosa sei fiera, anima? Guarda di... E you nice. No, non parlare in inglese però, per favore, sembra che iniziano, vedi? Parla italiano che ti capiamo Ma poi, meglio. come vedete, noi abbiamo dovuto aspettare un po' prima che iniziano a comunicare, perché loro prima ti studiano e osservano se sei buono o no, se hai l'animo puro. Io e Rose abbiamo l'animo puro, quindi anche Giovanna, perciò difficilmente attaccano se hai l'animo puro. Ciao Vero. Pier. Cioè, bisogna solo avere pazienza, ragazzi, perché loro devono prendere confidenza. Noi tenete presente che entriamo, anche se non è stata casa sua, ma noi entriamo nel loro luogo. Siamo noi che invadiamo i loro spazi. Il loro spazio, è vero? Esatto. Poi io Io l'ho quando detto spiego, sempre. ma infatti poi io quando spiego a voi, loro guarda, vedi che iniziano, perché capiscono che gli vogliamo bene, che non gli vogliamo fare del male. E questo lo apprezzano molto. Sì, Danno tante soddisfazioni. No, no, è vero, hanno paura a volte perché non si sì, fidano a farsi vedere o a farsi sentire. Non è detto che ogni luogo che si va vi fanno se ci siano sempre entità. No, ragazzi, non funziona così. no, Solo loro, noi lasciamo la scelta a loro di vedere se vogliono comunicare o no, perché se vogliono stiamo volentieri, se non vogliono andiamo via. vero Moira, è così. Cioè, non bisogna forzare la mano neanche con loro e neanche obbligarli. Anima, abitavi in questa casa? Sì, ha Bene. detto di sì. Penso che sono i padroni, Siete i padroni che abitavano in questa casa? Era casa vostra? Anime. Non l'ho capita questa. Puoi ripetere? Mi sono giunti. Mi sono giunti. Che cosa ti sono giunti? Guarda, guarda l'RF che è Joe. RF è ripreso. Sei tu che stai provando a avvicinarti a Rosy?
Tu chi sei col vocione? Mi puoi dire chi sei? Chi sei tu col vocione? Io sto osservando tutta la finestra anche, ma è innocua, nel senso non c'è No, niente. no, non si sta manifestando ancora, Moira, non si vede. Io No, non no, riesco c'è a vederlo. tutto... Ogni tanto da qualche Sono parte... Sono lì. Ma tu chi sei qui? Puoi dirmelo per favore? Guarda l'RF. Allora, quando lo dico smette. Quando non lo dico lui riparte, o lei. Guarda, guarda. Mhm. Si sta avvicinando, però la sta ancora studiando. Sì, la studia. Ancora non si fida, eh? No, proprio per niente. Non si fidano proprio di noi, eh? Sembrava un sogno, però non è scassa. Per carità. No, no, non è scassa. Cosa hai detto? Ripeti? Ma puoi avvicinarti a Rosy, per favore? Visto che è lì tranquilla, non fa niente di male. Prova. Avvicinati a Rosy. Ti dà fastidio che ha spostato la sedia dall'altra stanza di qua? Non gliene può fregare di meno. Anima, ti dà fastidio che Rosy sta seduta sulla sedia? Se qua non ci fosse niente, torniamo. Se proprio la pantera. Vabbè, siamo qui, proviamo. Quanto di strada qui? Un quarto d'ora. Neanche tanto. Sì, ha detto, hai visto? Ah, Io sto qua fuori perché qui è legno e è meglio di no, capito? Se mai vado in terra. A parte che c'ho sì, così sì, non sì, va sì. in terra. Anime, eravate marito e moglie? Siete marito e moglie? Sì, ha detto chiaramente, hai sentito Giovanna? Sì, sono anziani. Ha Non detto di sono sì tanto chiaramente però. giovani, eh? Non ci ha pensato 2 volte a dire di Non sì. so perché l'avevo intuito. L'avevo intuito. Comunque questa era una cameretta. Non può essere una camera matrimoniale perché vedi anche le prese. No, È di un letto. poi è isolata dalla strada. Sì, non mi piace l'altro. praticamente il letto veniva messo lì sotto la finestra, vedi, perché qui c'è l'impianto, c'è come si chiama? Interruttori. Anima, qualcuno di voi vuol dirmi il suo nome? Dimmi il tuo nome. Noi ti abbiamo detto i nostri nomi. Per comunicare meglio, ci volete dire i vostri nomi? Speriamo che questa qua resta imboscata, che non la trovano, che la facciamo diverse volte. Ah, Adesso si sta... dai, dimmi il tuo nome, per cortesia. No, di bene il tuo nome. Dai, non succede niente se mi dici come ti chiami. Così almeno posso chiamarti per nome. Sì? Dimmelo, dai. Valentino. Valentino, è un bel Oh nome. Rosy, è la prima volta che dice un nome. Giusto al momento subito dopo. Comunque un bel nome. Grazie. Bellissimo Di nome, dove sei? Valentino. Da dove stai comunicando, Valentino? Te cosa? Piove nel mondo. Non ho capito Valentino, puoi parlare meglio? Piove nel mondo. Piove nel mondo? Cosa intendi piove nel mondo? Tutto quello che sta succedendo, mi sa, eh? No, qui vogliamo anime che comunicano italiano, perché noi non riusciamo a capire le altre lingue.
cucito, una roba del genere. È la stanza dove la signora cuciva? Qui? Solo fa. Se solo lo so. Per secondo. Per secondo. Ricorda. Ricorda. Saltello. Saltello, ma io non vedo movimenti di strumenti. Stai saltellando vicino a Rosy? Completo. Completo potrebbe essere completare. Completo, completare. Avvicinatevi pure agli strumenti che sono qui vicino a me. Sono belli interessanti perché hanno le lucine e c'è un apparecchio che ha anche l'antenna e suona, ha una luce blu. Molto bello. Anche per far vedere che siete qua con me. Vi avevo detto, io non posso vedervi, posso un po' sentirvi e anche comunicare con gli apparecchi. Allora, il volto ce l'hai dietro di te, Rosy, eh? Ok. Sta sulla porta. Il Si vedono bene gli occhi. il cosa, anime? Il incinta. Si è capito benissimo, No, non sono incinta, anima. Sei tu sicura? Perché anche loro non. No, sono in menù, in pausa. Allora è impossibile. Allora non è che per caso intenda che lei era incinta. Ah, tu eri incinta, anima. Potrebbe anche essere. Anima bella, eri incinta, aspettavi un bambino. Rispondi di una bambina allora. Una bambina. Di una. Ma questa bimba qua è nata? Anime. Puoi ripetere? È un argomento che ti fa stare male, anima? Parlarne? Percepisco tristezza. Molta, Mm. molta. Anche sofferenza, Forse prima che adesso incominciassero a metterla a posto con queste cose qua per la parete che è isolante praticamente, è il cappotto. Non capisco perché lo facevano interno invece che esterno l'hanno fatto, vabbè. E non vorrei che stavano magari, questa qua era la cameretta della bambina che doveva nascere, oppure è nata. È fatica a saperlo. Anima? No, perché qui ragazzi sto aspettando apposta a mettere la candelina a Genesa tesoro. No, no, Genesa, sì. Aspetto perché voglio vedere, essendo Benedetta, magari loro non si presentano, perché magari gli può dare anche fastidio a volte. Come si Anima, chiamava la Emma sta qui bambina? con voi? Scusa, No, ma non si capisce tanto, non l'ha detto il nome. Ha sbagliato qualcosa, ma non si capisce cosa. Sono io che muovo, ragazzi, perché prendo un po' d'acqua, eh. Datemi un attimo. Volevo sapere dell'anima donna se anche tu mi puoi dire il tuo nome. Comunque vicino a lei, perché l'RF ha preso a funzionare bene, il K2 no, l'RF sì, sì. sì, sta vicino a lei, dietro però, Moira, sta dietro. Tu stai vicino a me, mi dici il tuo nome per favore? Senti chi ha suonato Senti. Ma scusa Anima, ma tu stai dietro le spalle di Rosy perché ti senti più protetta? Oh, incinta, ma ricordiamoci che di là ci sono dei colombini piccoli. Ah, Guarda. è qui, è qui, è qui. Grazie, No, Anima. hai visto quando io ho detto ci sono dei colombini piccoli, guarda, ancora. Affermativo. Ah, la colomba Quindi ti piace il fatto che è protetta la colomba lì dietro? Dentro quella stanza i colombini? Sì. Hai L'hai visto visto che li abbiamo Giovanna? lasciati stare? Sì, l'ho vista, l'ho vista. È buona la pelle d'oca. No, ma hai visto che rispondono proprio al fatto dei colombini di là, quando l'abbiamo detto? Sì. Perché si vede che Moira, loro gli fa possiamo... piacere avere nuove vite anche se sotto forma di animale qui in casa. Sì, le
vero. Possiamo chiedere se la bimba sta con Io loro? Io mi ricordo, ho detto, una roba del genere. Di cosa ti, Ma la bimba... cosa ti ricordi? Andrò? Dove andrai? O vuoi che io ti manda verso la luce? Dimmi di nuovo. Comunque si stanno attivando bene adesso incominciano a prendere confidenza. Sì, Ce n'è voluto cominciano a però, fidarsi. ce n'è voluto. Ragazzi, Sì. non chiedete di salire perché non faccio salire nessuno, Resta solo Giovanna, in questo caso. Visto che ti piace questo strumento, l'RF, Anche il K2 è iniziato appena appena adesso, ragazzi, lo vedete? Non so se riuscite a vederlo perché c'è una Sì, luce verde. sì, Ah, sì, si sta... vede? per favore mi Sì, fai Perfetto. anche il suonare anche K2. l'apparecchio quello con l'antenna? Guarda che è molto bello, è una luce blu e Emana una suona. luce blu tipo da... È qua, da questa parte. Fa suonare anche In quello per positivo. favore, ti prego. Fallo per me per favore e per Moira. Ce lo fai suonare un attimo, per favore? Basta che lo tocchi. Prova. Io. Provaci tu. Prova a farlo suonare quell'altro, oltre a quello lì. Quello dalla parte opposta. Sarebbe bello che ci desse un segno anche con l'altro. Quello con l'antenna, per favore. Quello con l'antenna più alta, perché sono due con l'antenna. Toccalo. Ma. Oppure puoi far ricadere, come hanno già fatto altre anime in altre case. Puoi far ricadere se vuoi gli strumenti. Tanto lì sono a terra. Non si fanno mica tanto male lì a cadere sti strumenti. Cioè non si rompe mia. Non si rompono, puoi far ricadere. Dai, che stai prendendo energia. Fallo cadere. Grazie Genesa tesoro. Dai. Toccalo. Ci sta provando. Non preoccuparti, C'è abbiamo poca tempo. energia. Anche Luisa e Cati comunque Giovanna ci hanno sostenuto di già anche per questo mese, Sì, no, dopo non per i faccio... Però viaggi. Moira Ci hanno, no, no, ma mi dico devi anche mandare... loro però, ci hanno già Mm, sostenuto anche loro in anticipo per fare ok. queste uscite. Poi mi mandi un'altra volta il coso Guarda, così te li mando. anche perché guardate che sabato, se viene quello del mio paese, ne ho un altro ancora in arrivo sabato questo, quindi fra 2 giorni. Ok. Mandami oddio, quello per Sì, sì, spedirtelo, dopo ti Moira. mando tutto Giovanna, Ok? grazie di cuore, sai, anche per la Pomeriggio fiducia che ci te li date. mando. Che mi date perché poi Che lo fate per pomeriggio? sostenermi con gli spostamenti, quindi per me è tanta roba. Sì, beh, è anche giusto. E guardate che la prossima sarà una notturna, o serale o notturna, quella di sabato. È bella quella Se notturna. riesco a convincere quello del mio paese ho in mente già un posto. Bello. Mhm. La prossima mi piacerebbe portare, non quella di sabato, la prossima settimana, sempre perché Rosy deve andare in vacanza anche, quindi avrà qualche giorno ferma. Però parte, giusto Rosy? Io. Non devi partire e andare là dove hai detto? No, sabato e domenica. Ah, ok. Quindi sicuramente porterò Rosy sempre zona Veneto qua, ma poi si parte la mattina e si va a fare da un'altra parte. Però purtroppo la Rosy può solo il giovedì, Per ora sì. per adesso. Poi se è in vacanza vediamo di organizzarne una diversamente. Grazie Giuliana, la Giuliana ci ha donato l'albero della vita. Grazie tesoro. Grazie a tutti per Grazie l'aiuto a voi possiamo ragazzi. andare in trasferta, soprattutto Moira, che ha dei bei chilometri, ve lo dico io, eh. Ah, solo che ieri 50 euro dal gommista. Però Eh, davvero Giovanna da ieri quando ho cambiato le ruote vedo che intanto mi mangia meno, qualcosina in meno. Cioè, è sì, sì. vero.
Oh, Eh tutte sì, erano lisce, se mi fermavano prendevo mica da ridere, perché io non, me ne accorgo eh, appena appena, non sono un'esperta, però mi hanno insegnato che quando si cancella il battistrada al lato bisogna portarla e io l'ho portata. eh sì, perché è pericoloso, pericoloso anche, No, ma infatti anche in autostrada mi ha fatto, ho preso un deposito d'acqua quasi, E c'era Sandy con me. anche, esatto, perché, Sì, capito, occhio, no, no, ma adesso la su buona, hanno un battistrada di quello grosso buono. Ottimo. Anima bella, ascoltami, Allora, la tua dice bambina è nata? Tania dice a te, dice esattamente uno all'altezza delle spalle, Giovanna dice Tania, sì, e uno più è sulla quello che nostra vedevo destra. io. Eh sì, è quello che Destra di vedevo qua io, che ho detto intendete, prima. giusto? Da questo Sì, lato? sì, la Ok. destra, proprio all'altezza delle spalle di Se lei, qualcuno di riesce mi Rosy. fate gli screenshot, spostate i commenti, mi fate la foto pulita senza i commenti e me la mandate per chi è nel gruppo. Tu Giovanna sei dentro, vero, nella family là? Sì, nel gruppo, Sì, Bonbon. sì, Se avete la possibilità sì. spostate i commenti, però così non si leggono i commenti e possiamo fare delle foto fatte bene ragazzi, perché io devo tenere d'occhio anche il rullo. Ma la donna o l'uomo? È la donna o l'uomo ragazzi, Giovanna lì sulla destra? È una donna, è una donna. È una È la donna. donna che c'hai vicino, sì. Però vedi che questo adesso dimostra che gli strumenti non sempre vanno. Ah, guarda, guarda, lo sto dicendo, guarda, eh. Ripeto che gli strumenti non sempre vanno. Tu aia. No, io non ti faccio male. Non ho nessuna intenzione di farti del male, anzi vi voglio bene. Sai che siamo anche mamme io e Moira? Esatto. Tu hai detto che aspettavi una bambina. Come si chiamava la tua O bambina? come si chiama, perché magari è Come ancora si in vita, chiama? Come si chiama la tua bambina? Lo puoi dire a noi che Perché loro siamo... possono parlare anche dei loro cari ancora in vita, Certo, noi siamo mamme. Magari loro non ci sono più, però magari ti fanno capire qualcosa per riguardo ai suoi cari in vita. Comunque di qualcuno ce l'ha ancora in mano sta casa, perché la stavano proprio strutturando, guarda gli scuri. No, ma si sono fermati, sai. Sì, però le ante, vedi, sono belle. Ho capito, ma Mm. ci sono troppe ragnatele. Ma anche però troppo verniciato, robe varie, Ma quindi la verniciato, stavano... guarda, sta vernice negli anni 80, qui Sì, è però la tanto. stavano facendo bene. La stavano facendo bene, ma negli anni 80, perché sta vernice si usava in quegli anni Sono là. stata Lei, io qua, Moira, Comunque io ragazzi ci farei la firma a una cosa del genere. bella, guarda la forma delle Ma è finestre. troppo bella, tutte con l'arco, le finestre, anche le porte poggiolo, Io adoro. porte terrazzo. Sono troppo belle ragazzi, questa casa è fantastica secondo me. Io ti farei anche io la firma. Veniamo qua, ce la prendiamo, Moira. Dio bonino. No, non te la prendiamo, Anima. No, è tu anima, stai tranquilla. Scherzavamo, abbiamo solo fatto dei complimenti, che bella, sai? Guai, guarda, guarda Giovanna, guai toccarvela. Scusa, no, scherzavamo, sai, per sdrammatizzare, Anima. Ma me lo dici il Sì, tuo nome, dai, ti prego, così so come chiamarti. Sappiamo che c'è Valentino e tu come ti chiami? Sento il braccio pesante. C'è un po' gelido qua dentro. Sento il braccio Ho fatto bene a dire pesante. sta stanza sì, Giovanna. Rosy. Mi Rosy, ti sta toccando il braccio. sento particolare, è bellissimo, è Sì, bellissimo. te lo sta Stai toccando. cercando di accarezzare Rosy, anima? Sì. È bellissimo, ragazzi, cioè veramente la prima volta che mi toccano così. È bellissimo. Quindi sei a fianco a lei? Sento un formico Sì, io. è a fianco a te perché lo sta confermando con l'RF. Sì, sì, sta a fianco, ce l'ha proprio a Cosa fianco e ti significa? sta accarezzando il braccio. Anima, ripeti bene che non ho capito, per favore. E di che? E di che? Perché ho detto grazie. Vediamo un po'. Tu non hai intenzione di fargli male, vero Rosy, anima? No, no. No, no, aspettiamo che sono loro a rispondere, non farlo tu perché Ok. può essere anche doppio coso. Ok. Mai sottovalutare, mai. Sì, mai. Perché prima magari ti danno il zuccherino, poi ti danno la bastonata. Ok. Oddio.
Ho detto bene, anime. Ecco, Sara, Ecco sarei, sta girando intorno al discorso. Non mi vuoi fare del male, vero? Io sono buona, anche Moira. Visto come Speranza. O ti chiami Speranza? Fammi capire. Come ti chiami? lo sai che la ninfa? Lo sai che la ninfa fa parte della vita. Sì, la linfa fa parte della vita. Sì, ha detto. Allora, perché hai voluto toccare Rosy? Dillo bene. Perché hai voluto toccare Rosy? Questa, sì, ma questa ha un nome, si chiama Rosy. Ma Giovanna, stai sgranocchiando qualcosa? Ci sta lui. Ma Rosy, stai bene? Tutto a No, stai posto? sgranocchiando qualcosa, Giovanna, perché sennò mi risulta tutto il rumore nel video. Ah Sotto. no, ho spostato il coso del pacchetto delle Ah, sigarette, ok. scusami. Questo ve lo devo dire perché sennò mi si inquina tutto l'audio. Mm. Come si dice, No, informicolato. stavo chiedendo a Rosy del braccio. Ti fa male il braccio, Rosy? Io il dialetto dico informicolato, come si dice? Prova, fammi dire un attimo che vediamo, prova a metterti là dietro. Vediamo se lo fa con me. Adesso mi metto io qua. Sei contento? Sì. Vuoi provare a toccare me? Vedi? Prova a toccare me. Iper, Lì per... Iper. Per cosa? Anima, sei contenta che Moira sia seduta lì? Guarda, mi metto pure comoda, guarda. No, Ti avviso che Moira è molto forte rispetto a me. È tosta la ragazza. io sto aspettando che tu prova a toccarmi. Non fare la musica. Vieni a toccarmi, accarezzami. Ti ho dato il permesso io. È strano? Sì, è strano che io do il permesso, è vero. Ma voglio capire una cosa. Fammi avvicinare la donna. Allunga il braccio, Moira. Sono stata io qua. Su, Giovanna, la vedi? Si sta avvicinando piano piano. toccami. Gli puoi toccare, Anima, la mano a Moira, per favore? Ti fai sentire? Toccami. Ti ha dato il permesso, puoi toccarla. Ali, sempre. Rimani sempre. Non posso restare sempre. Toccami. Io ancora non sento niente. Toccami. Sostieni. Non sento niente, quindi non posso sostenerti. Io mi sto concentrando su di voi e non sto facendo niente. Per favore, allontanati da me, vai verso Moira e toccala. Non sento nessun cambio d'aria né niente, non è qua. Lo so, ce l'ho addosso. Non è qua da me. Secondo me è ancora addosso a me la donna. Vieni verso di me.
dietro di te, Rosy, Vieni qui da me. Allontanati da Rosy. Vedi che a me non vengono a toccarmi. Lo so. Io sono stanca, puoi andare verso Moira per favore? Da me non viene perché io ho un simbolo dentro. Ecco perché non viene da me. E sei più forte. No, è quel simbolo che la blocca. Sì? Non vuole. Ti dà Secondo me fastidio? non vuole. Ti dà fastidio il simbolo che ha Moira? Vedi come tengo le mani io? È come un segno di fiducia, cioè sono con le mani aperte io. Addirittura non ho cavallato niente. Perché se io Non ti cavallassi vuole le toccare gambe a è come te. una chiusura. L'ho fatto io apposta prima a cavallare le gambe. Adesso sono gambe divaricate tranquilla e... Mi sta passando, però me l'hanno un fornicolo tu vedi. Dai, vieni qua. Hai presente il braccio, quando non ti gira prima, quando non ti gira il sangue nel braccio? Ecco, la stessa cosa mi hanno fatto. E comunque adesso io sono libera, sono tutta No, aperta. no, cioè, no, non ho- adesso se ne No, ma io non ho nessun canale chiuso adesso, sono tutta aperta qua. Però non... Se vogliono sono forti. C'è ancora quel campanellino sottile sottile era fatto, ma non Il capisco perché. ref dà segnale. Puoi toccare gentilmente, Moira? Anima? Sì, allora vieni. Ti ho invitato io a venire verso di me. Sei lì, sono qua, non mi muovo. La vedi? È lì. Io ho bisogno di riposarmi, per favore. Adesso c'è Moira. Lei è buona? Hai paura di avvicinarti a me? Chiuso. Che io sono chiusa. Ma te l'ho detto anche l'altra volta. L'ha capito che io sono chiusa. Non è Chi Hai un bel, ha detto cosa? Di cosa ho io? Tu lo sai. Comunica. Moira, non ti toccherà mai a te. Non sa, io sono normalissima e non ho nessuna sensazione nelle braccia. Qui sono stata io. No, Sì, no. sì, sì. Questa ritenetela nulla perché sono stata io, ripeto, a muovere la mano, quindi lo strumento. Non sono sicura. Non ne sono sicura. No, non mi sta toccando la gola, Insomma, è venuto un colpito su me, ma non mi ha toccato la Stai gola. attenta. No, no, guarda. Io sono tranquillissima. Da me se ne sono andati. Ma è anche un Oh, testo. Giovanna, mai una gioia della vita, Mai una non ti gioia della toccano vita. proprio. Ascoltami Anima, tu hai detto che Moira ha una chiusura. Ti puoi spiegare meglio? Che chiusura ha? Che chiusura vedi Moira? Per favore. Sa cosa ho dentro allora probabilmente. Cosa ho dentro la maglia. Hai già capito. Ho detto bene, Anima? No, No. no. Allora qual è il motivo che ti impedisce di venirmi vicino? Gli unici sei. Gli unici ci sei. Gli unici cosa? Dillo bene. Io quasi quasi mi vengo a trasferire qua dentro. Adesso provo a stirare un po', vediamo. È bella sta Ce l'hai la casa. tua casa? Rispondimi con l'RF. Vuoi che ci vengo a abitare io qui? Faccio per vedere se riesco a stigarmi un po', ma qua io non sento niente qua. Non mi dispiace perché No, sono no. buoni, mi dispiace stigarli. Totale calma piatta qua da me intorno. Ma loro No, sono... ma nemmeno ti si avvicinano. Si è mosso il Nemmeno ti si cappellino, avvicinano. Non mi piace il profumo che indosso? Andiamo per esclusione.
Non vi piace il crocefisso che ho indosso? Sì. Non vi piace mia, Giovanna? L'ho capita. È che ci penso. Ci pensi al crocefisso che ho indosso, ma a te non ti deve preoccupare il mio crocefisso, serve a me, non a te. È per proteggersi. Guarda, guarda. Allora, Ma avete un bel quadro di un santo? Di che quadro è che c'è giù? Lo sai che non mi... molto bello quel quadro. Chi quel raffigura? quadretto. È un santo. Se mi- Sì. Lo facciamo per... Lo facciamo cadere, in poche No. parole. No, No, il no, quadro no, deve no. restare là appeso, È bellissimo. ok? La prima volta che l'ho visto mi ha dato un senso di Adesso vedere pace. che ne so, magari che teso a terra. L'altra volta la pantera, stavolta famo... Allora, vi saluto, è stato bello. Ma no, io voglio vedere veramente la pantera se è ancora in piedi comunque, sono curiosa. No, no, io devo capire se la pantera è ancora in piedi. Visto che sei qua dobbiamo andarci. E tu farai una cosa, lascerai il telefono lì, visto che ci sono tutte e tre, lo accendi e lo lasciamo in un angolo un attimo, per 10 minuti. Ma secondo te ce la faccio io? No, entriamo insieme e lo lasci il telefono in video. Dal Ma... mio telefono calcoliamoci 8 minuti. E vediamo. Ma te lo sai che io non sono Moira? Vabbè, ma andiamo dentro insieme. Ok. Tanto vuoi vedere se la pantera è ancora sulla sedia giù. Esatto. Il mio cuore speriamo che regga. Dai, non è mia così. No, no. Io sono Rosy, no? E magari- Guarda, 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 guarda. Ha dato 2 o 3 E quando guardo io non fa niente, cioè, ma se poi... Infatti, hai paura di Moira, Anima? Hai paura di Moira? Sì? Perché? Ma perché hai paura? Ma guarda che io sono mamma anch'io, eh. Guarda che se non ho paura io, perché devi avere paura te? Sta Ti tranquilla. vuoi avvicinare? Li sento molto buoni. Se ti vuoi avvicinare piano piano, per te dico piano piano. Fammi vedere dall'RF questo qua, lo strumento alla mia sinistra. Dammi un cenno. Non si fidano, Moira. Ha Cosa? dato un colpetto adesso. Cosa non vedi? Hanno paura di te. Hanno paura di te. Sì, l'ha pure detto. Sì. Hanno paura. Ah, Ma non devi avere paura, perché? È mamma di un bel ragazzo. anime. Moira non è qui per farvi del male. Sono Secondo buoni. me io alle anime gli sto sulle balle perché capiscono tante cose. Lo so. Sono un personaggio scomodo Ma per questi loro. che ci sono qua, io li sento molto buoni, nonostante il posto dove sono, ma erano 2 anime buone, marito e moglie. Che Mi dici il tuo nome, Anima, la donna? Ti farebbe piacere sapere come ti chiami? Così possiamo chiamarti come Valentino. Visto che c'è un altro spioncino anche in questo scuro, sempre tondo. Si vede che li abbiamo messi apposta per guardare fuori quando Sai che la quando prima guarda volta a casa. bazzico per queste parti da un po' no. Da queste parti non ho mai Allora, vogliamo riprendere? Vedere se mi avvicinate? visto. Dopo ve lo faccio vedere. Io male non ve ne faccio. Non ho in mente di farvi male. Cioè, io del male a voi non me ne farò mai. No, tu. Beh, tu chi sei? Che dici no tu? Che vuoi tu? Non mi piace la voce. C'è qualcuno che blocca le anime a parlare? Non le fai parlare? quella voce Moira non mi piace, eh? Sì. Sì. E invece le devi far parlare. Perché io devo capire. No. Io ti dico di sì. Sei guardiano? No, ma che un guardiano non si scomoda per così poco. E chi è allora? Guardiani, attenzione quando diciamo le parole protettori guardiani, perché non sono da prendere alla leggera sotto gamba, Scusate. i guardiani o i protettori, perché vengono evocati.
Ah, per arrivare e io non evoco nessuno, come dico sempre, quindi guardiani o protettori qui non ce ne sono. ok. Scusate, ma io sto ancora imparando. No, ma io vi spiego perché almeno Certo. sapete bene le diversità. No, sto attenta anche come C'è parlo. gente anche che li ha evocati per 5 anni prima che arrivassero, Già 2 o 3 mai. anni. Per carità. Io non ne vado a evocare di questi, Per fanno parte carità. dell'oscuro. No, no, io e Moira non ne vogliamo sapere proprio di queste cose. Io non è sicuro. Allora, chi sei, anima, con questa voce brutta? È un'anima bassa. Cosa ci fai qua da loro? Da Valentino e la moglie? Perché non vuole che parlino. Perché non è dato saperci delle cose. Ah, Ma mi butti giù uno degli strumenti, per favore, io sto aspettando in grazia a Dio anche quello. Non fare musiche. Se devi buttarlo, buttalo giù uno degli strumenti. Direi che ormai sono in piedi da più di mezz'ora, cos'è, 40 minuti? dai su, ma forse Moira non è abbastanza forte, sai? Ha solo il vocione e non riesce a buttare giù lo strumento. Tu stai breppando la grande. Ha sto vocione e non butta giù niente. Hai capito? Ah. Guarda che io non ho voglia di perdere tempo qua, eh. Ah, se no? Se ti palesi bene in qualche modo, altrimenti io me ne vado. Vuoi che vado via? Ciao. Rinuncia. Rinuncia. E perché dovrei rinunciare? Spiegami. Tratti. Tratti. Tratto cosa? Ripeti. Se non sbaglio mi appena passato un orso. Oh, cavolo, girate. Penso. Giovanna, Dimmi. non vorrei dire una cavolata, ma ero così. Eh. E mi sa che in mezzo qua mi è passato un orsetto piccolino. Non l'ho visto Qualcuno ha perché visto ci stavano i qualcosa? commenti. Provo a chiedere lì perché... Voi nel rullo io avete ero visto probabilmente qualcosa? giù, e mi Io ero sembra di aver distratta. visto qui appena, ma non vorrei dire una cavolata, vi dico. A quanto pare sì. Non l'ho visto perché ci stanno i commenti, ecco perché non ho visto. È vero, vanno i commenti loro. Io ragazzi ero distratta. Qualcuno nel rullo è riuscito a vedere l'Ops? Guarda, sta trovando, è un po' incavolato. Buttalo giù! Ce l'ho fatta. Buttalo giù! Forse ce l'ho fatta a farlo. Dai, animo! Hai fatto Beh, allora, arrabbiare. tutto lì quello che sai fare? Dai! Tutto lì quello che sai fare? Avanti. Ma c'è un ticchettio, sei tu Giovanna col ticchettio? Ah, ok, No, grazie. C'è un ticchettio comunque io sento ogni tanto. non E sono la io. Madonna allora! Toccalo! Buttalo giù con lo strumento. Grazie, Tania. E allora? Tieni. Cosa tengo? Ti ho detto butto giù questo, non lo butti neanche giù. Che roba! Non c'hai tanta forza. No? Sei arrabbiato? Molto. L'hai fatto Io sono arrabbiare, esperta a farli Moira. arrabbiare. Quando voglio. Vedo. Io no. Ma forse... Ma guarda che se stai cercando di spaventarmi, non ce la fai con me. Hai capito bene? Bravo. Oddio, sei Sei forte. intelligente. Dai. Oh no, Giovanna. Ma sta pagliacciata deve durare ancora tanto. Una pausa. È una pausa, falla. Visto che sai solo far pio a sto apparecchio, non lo butti neanche in terra. Non ce la posso fare, ragazzi. Sono tremendi, ma che roba. Guarda che non ci vuole tanto per farlo cadere, sai? Cordoni. Porto lì. Porta! Ma vieni avanti però. Porto Facci lì. vedere la tua potenza. Porto lì. Anima, facci vedere la tua potenza, buttalo giù.
Tanto se hai così tanta energia a toccarlo, fai presto a buttarlo giù. Eh sì. E tra l'altro è l'unico che funziona, l'unico. È l'unico perché il K2 non, No, non no. mi piace, sono di là. Oh, io mi sto stancando, di star qui a aspettare solo vedere un RF che fa pio pio. Guardate che se la Moira si stanca qua si va via, eh. Basta? Hai finito di giocare? Volete che mettiamo una candelina? No? Non mica se l'hai meritato, se mi butta giù uno degli strumenti gliela metto, se no no. Qua bisogna scendere a compromessi, Anime. Io ci ho provato, Anime, ma qua è Moira che decide, eh. Io non ve la metto se non mi fate cadere uno degli strumenti, non ci penso proprio. Perché mi state abituando troppo bene. Guarda di nuovo. Mi permetti che vado a vedere il quadro giù? Sì, vai, tanto sono qua tranquilla. Sono giù, sai, non va. No, non andare giù perché dopo sembra che l'hai no, fatto sto cadere qua, te. scusate. No, assolutamente. Scusate. Perché è meglio che accendiamo tutti insieme, così se fosse caduto a terra, Esatto, no. loro vedono che nessuno è andato giù a buttarlo giù. No. No, perché dopo dicono siete state voi. Sì, esatto, Come quando sono andato le ciarlatane, noi non siamo ciarlatane, quindi assolutamente. io amo fare cose fatte bene. Io faccio queste cose perché mi piace. Se andiamo Non giù per- insieme tra pochissimo, vediamo se è ancora in piedi o no il quadro. Secondo me sì, è ancora al muro. Sì, se avremo sentito comunque il tonfo. In teoria, a meno che lo prendevo appoggio a terra. Mai dire mai. Ci hanno provocato, secondo me. Basta, posso andare? Ti rilascio la sedia? Fine spettacolo. Non hai in mente? Ha fatto un po' di musichetta. Ah no, le stai riprovando. Ci stai riprovando. Butta giù quello strumento. Anima bella. Guarda, io ti dico una cosa, sono stata bella comoda, anche bella imbottita sta sedia. Madonna, si sta comodissimi. Dai, facci vedere come lo butti giù. Ai. Insomma, qui non c'è niente, secondo me. No. Più di tanto fanno pio pio. No, ci sono, ma non vogliono perché non hanno voglia oppure non sono capaci. No, ma fanno pio pio, ma non è una roba eclatante. Esatto. No, non hanno voglia di farlo perché lo possono fare. E se Non lo volessero. vogliono fare. Poi non mi ha detto neanche come si Proviamoli, va. chiama la signora. Neanche il nome mi ha detto. Non mi va. Volete che andiamo via? Dobbiamo anche andare via? Sì, andiamo via, location, via, intanto così metto anche la power al telefono. Se non vogliono. Bene, Ce la diamo. Ce la sono stata diamo. io, sono stata io. Allora Anime ce la diamo perché non ci volete qua. Io qua non ci vedo niente eclatante, quindi se tanto mi dà tanto, io da qua mi sposto. Vabbè, detto. Vabbè, perché tu Andiamo avanti da altre parti, Giovanna, perché sono qua e te fa scaricare la batteria per niente. Esatto, due E parole. io non ho voglia di stare, però finché ci spostiamo, Valentino e basta. io lascio la cosa attaccata perché voglio sentire. Quindi prendiamo la pila, togliamo la pila, la chiave, così questi qua restano qua dentro, gli strumenti. E questo telefono lo lascio in macchina col capo, cioè già tutto. Se vuoi darmi lo zaino, lo tengo io. Aspetta, no, perché devo fare prima una roba, devo preparare il tutto, perché dopo mi servirà per poter tirare fuori. Ascoltami, c'è un'altra casa là, qua, dall'altra parte. Quella. Sempre quella là? Sì, signora, vedrà che quella là, prima di decidere altri movimenti. Ai. Adesso metto via la cassa e il telefono lo metto dentro. Qua sono un po' più apritti ragazzi. Non è neanche risorse da muoversi qui. Ah. L'unica cosa è che RF così basta. Sì. Ma a me non mi basta quello. No. Io, come dicono tanti, voglio di più. Voglio di più. Perché questo a me non mi basta. No, grazie. Aspetta, Rosy, che mi metto questo. No, a me così non basta. Quanto è di batteria?
14%, allora fermi che metto un attimo metti il coso. La power, se non me la È scarico. andata giù bene, eh? Io proverei ad andare direttamente là dalla Pantera, Lo dici, va bene? perché secondo me, se tanto mi dà tanto, andremo meglio. dalla Pantera, Sto poco ma sicuro. perché là viene, c'è tanto bellino là. Poi secondo me c'è una parte di casa, io ho rivelato il video, che non abbiamo visto. A parte la parte di casa, ma Cioè, c'è allora, un'ala secondo me proprio. questa qua è C'è una degli apparecchi che è più delicato, Proprio per la cosa, questa la mettiamo qua. Lì. e adesso parla. Adesso te parli, Cicci. Adesso parla. Adesso si fa sentire. Valentino, Sì. volevi parlare prima? Così fammi luce qua. No. Adesso non su più che così. Lasciamo la power attaccata. L'altro quanto è? Quello 55%, per l'altro andiamo ancora bene. Dovete Quell'altro. parlare di più anime, non è che abbiamo... Sì, perché sinceramente io mi stufo un po' Non quando abbiamo fanno tempo così. come voi, Qua è diverso. La situazione è diversa qua. Aspetta, allora questo facciamo così. Aspetta un attimo, adesso Giovanna ci spostiamo, Sì, ok. perché adesso lo proviamo a vedere nell'altra dove dice lei, se c'è qualcosa bene, se no se ne torniamo in quella della Pantera. Io ho quel dilemma lì che devo capire che cavolo è successo là. E io sono come Tommaso, ci devo rimettere il naso. Più che altro perché non è lontano, senza farla tornare ulteriormente, quindi io ci farei una capatina. Adesso arriviamo da un altro posto ancora, vedrai. Allora sì che mi verrebbe da ridere, se poi in un altro posto ancora. Ma sì, Ah, passanti, faccio vedere. io ci vado a nozze, se da un'altra parte. Mi verrebbe proprio da ridere. Allora tu prendi su il coso, qui spegniamo, che tanto qui adesso ci spostiamo. Un attimo solo che i miei ragazzi mi prendo un funghetto, visto che siamo tranquilli. Beh, questo pistonare è la Rosy, che fa, Sì, sì, ha sono io che rimbombato ho un attimo. messo Adesso la cosa è in carica ed è il 13%, vediamo se andate carica. bene, mamma mia. Se per caso non dovesse continuare a caricare, chiudiamo un attimo e lo riapriamo appena arriviamo là. Che così qualcosina lei va avanti a caricare perlomeno. Ok, proviamo un attimo. Ho preso tutto, vero? Sì, buono. Ciao colombini belli. Ciao, volete salutare i colombini? Volete vederli ragazzi? Dai, per quelli che non aspettate, però perché qui C'è la mamma, è uscita. la mamma la scappa sempre, poverina. Lo so però. Allora ve li faccio rivedere giusto per guardatela a fianco e se non guardate per terra, guardate, Vabbè, aspettate ragazzi, che è il regno di Colombi. abbasso un po' anche qua. questo. Ecco, vedete lì? Li vedete? Sì, Eccoli. ecco. Infatti qua piume nere e di là solo piume Sono bianche. due lì, così restano anche nel video. E adesso vi faccio vedere questi qua che sono i piccolini poverini. Eccoli lì. Sono piccolini. E lì ci sono delle uova, vedete? Ecco, belle. dopo dite che, guardate che vi abbiamo fatto vedere la vita. Troppo belle ragazzi. Oh, cosa c'è scritto sullo specchio? Poi chiudiamo la porta. No, così non c'è scritto niente, entrano. andiamo che se no li disturbiamo, che io non voglio disturbarli. Così tu Rosy per favore. Sì, vai, vai le scale. Ah beh, non vuoi andare su rotoloni? Moira, Ehi, io posso stare fino a mezzogiorno e mezzo perché poi devo andare via. che ore sono adesso? Aspettate che mi tolgo gli occhiali perché non vorrei rovolare giù dalle scale. Che ore sono? Le 12:11. Ah, ok. Io ho da fare una commissione urgente, ecco perché. Sì, tranquilla. Adesso proviamo ad andare nell'altro. Poi se mi mandi quello che ti ho chiesto, Ah, vado a sì, farti Gio. quello che devo fare. Allora, aspettate un attimo che glielo mando laggiù, che quando esce lei in genere, se no devo uscire apposta, poveretta. Sì, Aspettami un attimo, Gio, che ti metto in pausa qui un attimo e te lo mando. ok. E mandiamo subito laggiù così Belle ripide le scale. Allora.
Dov'è che chi l'avevo mandato che posso trovarlo facilmente? Vediamo. No. Mi siete una delusione, però. Aspetta un attimo, non... Devo vedere a chi l'avevo mandato. Può essere qua. Aspetta. Acquista. Ah, ha detto acquista perché il video è ancora in movimento, È solo la live che l'ho messo un attimo in pausa. Santi Dio, non la trovo. Acquista. Ma anche bello sto Ah, aspetta, Genesa. Tramite Genesa lo trovo. Economia sia Dov'è Genesa? Adesso impara. No, Genesa non gliel'ho mandato. Antonio gliel'avevo mandato. Sam. Prima che mi chiudano la live. Speriamo. Dopo lì metti a favore di Moira Ipu e come causale ed è buona. Grazie di vero cuore Giovanna. Allora Gio te l'ho mandato, hai tutto. Giovanna mi senti? Qui è chiusa, era di là. Era la mangiata. Quadretto ancora su, guardate. Sì, ti sento, Moira. C'è tutto di là, Gio, ti ho messo tutto di lì. Vedete che il quadretto è ancora su? Sì. Sì, qualcuno qua c'è stato, perché vedete? Comunque avevano messo direi. su direi. No, su siamo appena state, mi dispiace no. Rosy, scusa. No, attenta. È attaccata. Sì, perché sto Piano, finendo per piano, riuscire. piano, piano. Ma io faccio presto, guarda. Attenzione. Adesso tenta dietro. Sì. Bisogna che mi senta perché sennò uscire di qua è un casino. Lì. Dopo se puliamo un po'. Lì. Io sempre ti ricordi quando usciamo di guardare dietro se l'altra ha bisogno di aiuto. Andiamo di qua perché che non un'altra. Quella lì. C'è un carro qua. Quella lì speriamo che sia aperta di sopra. No, che non sia traballante, speriamo. Beh, proviamo, poi vediamo. Vedete ragazzi? C'è un'altra qua. E ci stiamo andando. Aspettate un attimo che ho gli schermi che si stanno scurendo perché fuori all'aperto lo fa. Allora, l'entrata di questa è... Sono mettine cose qua. Ok, luce. Aspettate perché qua che è un pavimento un po'... Oddio che ragnatela, abbiamo già preparato un bastone qua. Steccate in giro qualcosa, ecco, giusto da... Qui c'è un pavimento un po' così. Vediamo come è messa qua. Boia, che ha fatto la festa qua dentro. Permesso di sopra ragazzi non ve lo so dire. Bisogna vedere perché anch'io ho fatto una fughetta veloce. Sei entrata però tu qua, sì. Sì, solo qua, non so cosa c'è di là. Ok, allora lei qui non è mai entrata ragazzi, mi sentite? Per questione di tempo. Qualcuno mi sente? Diciamo che qui lei non Sì, è mai... Moira, io dico. Ok, lei qua non è mai entrata oltre qua. Piano, passa a bordo, mai in mezzo Rosy, mai in mezzo agli assi di legno. Piano, Allora voglio vedere la scala innanzitutto come è messa. Di qua. No,
Sembra in buono stato. Bravo. No, è in buono stato comunque, ragazzi. Guardate, sembra in buono stato, vero? A vederla sembra anche rinforzata, Rosy. Sembra che l'hanno Questa è rinforzata. vecchia vecchia, anche. Sì, però l'hanno rinforzata qua. Gio, chiudi il microfono quando fai qualche movimento perché sennò mi rileva tutto nell'audio, mi resta nel video di YouTube il casino. Com'è? Sembra di sì? Sì, sì, scale sono abbastanza buone, ragazzi. Io devo andare sempre con l'altra mano perché... La fai? Sì, è solo che qua non c'è la scorrimano, qui attenta a quello scorrimano lì, perché se tanto me da tanto e mi devo togliere gli occhiali che sono quelli da vicino, che se io guardo con questi cado giù. Rosy? Hai aperto delle porte? Sì. Perché ho sentito casino. Comunque sembra di sì, reggono. Colombia. Colombi, ancora, bene. Nel ritorno andare giù, Rosy, dobbiamo stare attenti perché sono un po' in pendenza queste scale. Ok? Sempre a bordo, mai in mezzo. Ma sei legno, occhio. A parte il legno, volevo vedere una roba, fammi C'era vedere. una scala neanche caduta, erano 3 piani. Sì, qui c'è Colombi che... Oh, che bella la colombina là in alto. Dove c'è il buco, eccola lì. Scusa Ciccia. Scusa se ti abbiamo disturbato. Tanto, guarda, ti chiudiamo, non ti disturbiamo mica, guarda. No, poverina. Sembra tranquilla. Questa no, ciao, è messa abbastanza bene questa, ragazzi. Si può camminare. No, si può camminare, Rosy. Ma però questa casa non va solo di qua. Però sempre dalle parti, Rosy, mai in mezzo. Ricordati questa prima regola importantissima. Se tu vai in mezzo, rischi di andare giù. Oh là là. Tanta roba qua, è caduta la scala, Sì, la scala è caduta. No, hanno immurato una cosa. Qui c'è un'altra... Ce la fai provare a alzare questa botola? Ma è tutta qua. Sembra strano. Non si alza. No. E comunque qua c'è pavimenti vecchi. Qui c'è un buco che si va giù, quindi in questa stanza non ci si va. E che colombini? Però mi ispira. Oh, ma secondo me sta colombetta qua ci segue. I fichi! E noi? Guarda sì, ma non puoi andare perché guarda che buco. No. Moira, scusami, ti devo lasciare, devo andare. Aspetta, ok Giovanni, grazie tesoro. Adesso scendo e poi vado subito lì, Ok, grazie di cuore tesoro. Grazie. No, grazie a voi che te, ci grazie a sostenete, te. Giovanna, grazie a voi, a tutti che ci sostenete, tu, Genesa, Cati, Luisa, Sandy Tranquilla. e tutti gli altri. Se non ricordo qualcuno, perdonatemi, ditemelo, che io vi ricorderò, perché è anche giusto. Ok. E anche a chi sta Ok, donando in Moira. live comunque, grazie vero cuore, perché per noi vuol dire tanto. Ciao Sì, è un Bianca, colombino. ti saluto e ci sentiamo più tardi, Moira. Ciao tesoro, a dopo, grazie di tutto Un Giovanna. abbraccio a tutti, grazie a te. Ciao a tutti. Cosa c'è? No, guardiamo. Adesso non c'è qualcosa di colombino. Ma però non mi sembra neanche passi di colombino comunque, Un animale, forse un topo. Beh, dendela, che i topi non ne vuoi mica broccare dei topi, mi dispiace ma le pantegane sono alquanto pericolose. Ma quella è una stanza giù, Rosy, No, ma la secondo me. botola da... Sì, è sotto. Vero? È caduta la scala. Sì. Però è di sotto. Proviamo di sotto che vediamo. A me qua non mi ispira niente, nel senso non mi dice niente di particolare. Comunque qui c'era una cucinina sicuramente, perché guarda, c'era una cucinina ragazzi qua secondo me. No, perché adesso ne esco da lì. Ma io direi di andare a quella della Pantera. Sì, dai. Dai, vi facciamo la gioia, vi portiamo a quelli della Pantera, va bene? È ancora accesa la spirit. Sì? E parla mia qua. Qui proprio non parlano ragazzi. Attenta, Sì. E scendi con le piedi di lato. Perché qui è tanta roba. Andare giù ci vuole un attimo. Già io che queste scale le detesto, le ho anche a casa di mia zia e le detesto. Adesso mi toccherà fare la stessa tour de force, andare giù. Aspettate, Cavoli. Bisogna che andiamo giù piano. Zitte anima un attimo, per l'amor di Dio, che bisogna che mi concentra. Rosy, il problema è uno, che io adesso ho i telefoni e tutto. Come devi passare? Aspetta un attimo. Se te lo scollego è un problema.
12, no, aspetta, Allora, aspetta. no, andiamo pian pianino insieme, scusa. Perché io qua devo riuscire a aggrapparmi da qualche parte per scendere. Al muro perché quello non tiene. No, non lo so, ma infatti sto appoggiando, ecco. Così perché io tra l'altro soffro anche di vertigini, quindi non le mie al massimo. Ragazzi, queste per me sono impegnative, queste È scale. tosta, Queste scale sono veramente brutte. Non vedo l'ora di scendere perché vanno un po' in pendenza quando scendi molto ripide. e non sono il massimo. Era meglio la Fermati casetta, lì, Rosy, perché Era- ho il filo che l'ho accorciato. era meglio la casetta di Valentino. Sì. Molto Valentino, preferiamo la tua casetta che non È più facciamo. bella la tua Valentino, eh? Comunque qui scendiamo, adesso chiudiamo, salutiamo le anime qui e andiamo di là direttamente. Secondo me è meglio. Guardate che devo fare una foto. Cioè veramente ragazzi, qui non c'è più di tanto. Io posso andare nei luoghi dove c'è qualcosa. Un attimo che mi faccio una Il foto. caminetto è bello, ma non posso inquadrarlo perché c'è pieno di bottiglie, ragazzi. No, non è il caso di inquadrarlo perché è bottiglie. Un attimo che mi faccio una foto. Sì, sì. No, no, ragazzi, andiamo là. Che là vediamo qualcosa di più interessante. Voglio vedere l'amica Pantera come sta. Io no, Lei non la vuole vedere, io invece voglio stravederla, non vederla. fatto. Stravederla. No, ma qui non c'è niente, ragazzi. Io ve l'ho detto, ve lo dico sempre, guarda, quando c'è qualcosa ve lo dico, quando non c'è niente ve lo dico. Qui per me non c'è niente. Adesso per ovvi motivi vi metto così, giusto? Anzi, facciamo una cosa, io direi che lo riattiviamo, intanto si caricano un po' i telefoni, ragazzi, 12%. Cosa dite se vi apro fra un pochino? Va bene per voi? Vi apro fra un pochino che arriviamo sulla location, perché dobbiamo spostarci in macchina. Potete stare attenti alla notifica quando arriva? Lo so tesoro, però no, sì, ma non posso farvi vedere da dove esco. Perché c'è la privacy e poi in macchina ballerebbe tutto il telefono. E fatemi provare a far così, aspetta. Tanto siamo qui comunque che parliamo. Vediamo. Il problema è che se io riesco a tenere la power... vai, vai. Se riesco a tenere le power per dopo sarebbe meglio, perché là è interessante. Là dentro. Io intanto sto qua, perché la Rosa è andata là. È un attimo in toilette. Qua si va per campi in toilette. Secondo me è meglio, sì, però Nassi così scarico tutta la batteria, sono 12%, ho la power, ma oltre a quelle due power io non ho altro. Perciò mi converrebbe tenere la batteria e caricarla in macchina un po'. Meglio per dopo, ragazzi, perché torniamo dove c'è la Pantera, per la vostra gioia. Torniamo dove c'è la Pantera. Sperando lì. Sperando lì. Allora andiamo lì, dai. Chiudo anche il video, la seconda parte dopo.